Si parte, anche questa mattina si parte con questo bellissimo libro, Il viaggio di mamma Teresa. Lo dico anche perché così i miei ospiti che sono collegati sanno perché leggo questo libro, per ricordare tutte le mamme che hanno perso i loro figli, che li stanno perdendo, che continuano a cercarli anche in questo momento, come se la storia e le guerre non avessero insegnato niente. Questa mamma che nonostante i 6 figli cerca l'ultimo, Ayadace, che non è tornato, ma lei lo vuole trovare. Io poi negli anni addietro avevo pensato anche al biglietto del treno. Piano piano avevo messo da parte una sommetta e al momento della partenza uno dei miei figli mi fece un prestito di un po' di denaro. Finalmente era arrivato il tanto sospirato giorno. Mio marito già da 8 giorni non mi rivolgeva la parola. Era rimasto male perché aveva visto che ero riuscita nel mio intento. E così la mia partenza in quel 31 agosto era ancora più triste. I miei figli e le mie nuore mi salutarono commossi e il più giovane mi disse: guarda mamma, a ciò che stai facendo, a casa lasci altri 5 figli, tu vai a cercare la tomba del nostro caro fratello defunto e hai ragione, ma ricordati anche di noi. Ecco, ho letto anche queste righe perché ogni mattina leggo proprio per ricordare, come ho detto all'inizio, queste mamme che nonostante siano passati tanti anni non è cambiato niente, i morti sono morti e le guerre continuano. Saluto e ringrazio il professor Alessandro Minello, economista. Finalmente professore, non vedevo l'ora di averla ospite perché ci tengo tantissimo, quando lei spiega si capisce benissimo e sentiremo cosa ci racconterà il professor Minello, perché anche questa mattina sfogliando un attimo giornali si parla di recessione. Se le guerre non finiscono sono molto preoccupati sia gli industriali ma anche noi cittadini. Saluto anche Leri Pizzol, sindaco di Sarmede, anche lei sindaco un buon ritornato, mi fa molto piacere averla ospite. Io tutte le mattine ho i sindaci perché sono gli unici nel territorio dove ci si può rivolgere, dove almeno c'è un ascolto, un minimo di ascolto, anche se non hanno la bacchetta magica e forse sono quelli con meno soldi, ma cercano almeno di dare delle risposte e sono gli unici che ascoltano. Dopodiché c'è il vuoto, speriamo che adesso c'è un cambio in regione molto importante, abbiamo sentito questo giovane presidente che punta molto a sociali, ai diversamente giovani, ai diversamente agili, perché capisce che forse queste persone dobbiamo farle atterrare dolcemente e non violentemente. Allora però andiamo a vedere questo servizio, perché è un servizio importante, perché parliamo di freddo, di gelo, andiamo a sentire. Queste condizioni hanno le ore contate perché sulla Francia e sulla Germania è in rapido avanzamento un fronte freddo atlantico seguito da aria di origine artica, quindi aria piuttosto fredda. Arrivederci primavera, ci si rivede fra un po'. Colpo di coda dell'inverno con una massa d'aria fredda che investirà tutto il Friuli Venezia Giulia, riportandoci a un clima decisamente inusuale per il periodo, temperature in picchiata e maltempo in arrivo, con precipitazioni abbondanti, e torna anche la neve. E quindi giungeranno delle precipitazioni che saranno in genere abbondanti, anche localmente intense, con quota neve in rapido calo dai 1200-1300 metri delle prime ore della serata fino ai 300-500 metri della notte successiva. Questo significa che le nevicate potranno scendere fino a fondovalle sulle zone alpine, con accumulati più in quota anche verso i 20-30 centimetri, e la neve potrà anche scendere sul Carso e romperanno venti forti da nord o nord-est che soffieranno appunto a partire dalla tarda serata sulle Alpi e anche sulla pianura, e poi a Trieste irromperà invece la bora verso mezzanotte, le 2, con raffiche che potranno raggiungere anche i 100 km orari. Temperature sotto la norma del periodo, dicevamo, la colonnina di mercurio potrà scendere anche di 8 gradi. A Trieste la diminuzione più forte si avrà appunto nella notte, quando si passerà dai 12-13 gradi ai 5-6 gradi. Poi questo calo termico perdurerà anche nel corso della giornata di giovedì e di venerdì e di sabato, con la possibilità appunto di temperature massime non oltre i 9-10 gradi, quindi temperature sotto la media, anche se comunque la situazione tenderà a migliorare rapidamente nel corso della giornata già di giovedì, perché le precipitazioni cesseranno a partire dalla mattinata.
Quindi quando si tornerà alla primavera? Sul fronte delle temperature la previsione rimane incerta. Nel corso dei prossimi 10 giorni non si prevedono giornate con temperature sopra la media, anzi si potrebbero avere delle giornate con temperature più basse della norma, quindi è probabile che l'avvicinamento a Pasqua sarà più fresco rispetto a quanto ci possiamo attendere per il periodo, anche se ci sono ancora delle incertezze. È probabile che il periodo sarà secco ma più freddo della norma. Allora, professor Minello, lei chiederà come mai Mirella è partita con questo servizio, perché volevo capire, visto quello che ho detto all'inizio, che si parla di recessione, che non cambiano le guerre, il gelo che gira anche nell'economia. Io ho degli industriali, ho gli artigiani molto preoccupati, i commercianti, i negozi che chiudono in continuazione, ecco, ma non solo, gli stipendi più bassi d'Europa e le pensioni si fanno sentire, la povertà aumenta. Noi che abbiamo i banchi solidali ne sappiamo qualcosa, lo dico tutte le mattine, professor Minello, perché vediamo arrivare famiglie che anche con 2 stipendi non ce la fanno arrivare a fine del mese e sono veramente persone per bene ma non ce la fanno. Cosa ci dice, professor Minello? Cosa sta accadendo? Possibile che dopo 70 governi siamo ancora alle prese di prima, che non riusciamo veramente, eravamo la 4ª potenza mondiale, siamo ridotti ai penultimi della classe? Prego. Beh, intanto grazie dell'invito e buongiorno a tutti, è sempre per me un piacere poter essere presente. Il problema che il nostro paese ha è che rispetto agli altri paesi europei siamo molto più vulnerabili agli shock, alle crisi che ormai sempre più frequentemente arrivano rispetto al passato. E la crisi in particolare dovuta in questo caso alle guerre, perché non ce n'è una sulle e agli effetti che queste hanno, per esempio, sull'energia che noi utilizziamo, ci vede più esposti rispetto ad altri paesi europei e quindi subiamo molto di più il costo, tra virgolette, di questi conflitti. Sto parlando solo sotto il profilo economico, naturalmente, poi ci sarebbero altri ambienti su cui ragionare. Per quanto riguarda il profilo economico, un aumento del costo dell'energia, che può essere gas, petrolio, carbone, insomma le energie che noi utilizziamo maggiormente ci vedono perdenti rispetto ad altri paesi, perché il nostro sistema è poco autonomo, è poco indipendente dal punto di vista energetico. Pensate che l'Italia oggi, fatto 100 il nostro fabbisogno energetico, dipendiamo per un valore pari a 74 dalle importazioni dall'esterno. Quindi vuol dire che noi abbiamo una dipendenza da forniture esterne pari al 74%, quindi molto elevata. L'Unione Europea come media ha 57 circa, quindi 17 punti in meno. La Francia è al 45%, l'Estonia è al 10%, la Grecia invece è all'81%, Malta è al 97%, quindi i paesi europei sono diversi sotto questo profilo. Quello che noi in questo momento scontiamo è proprio il fatto che, nonostante il miglioramento che c'è stato negli ultimi 20 anni in questo indice di dipendenza energetica, perché calcoli che nel 2006 il nostro indice era 85, quindi è sceso di 11 punti, ma non è una discesa sufficiente che ci mette al sicuro, e quindi rispetto agli altri paesi noi abbiamo ancora un sistema che è molto energivoro e dipende molto dalle forniture esterne. Ora, queste forniture poi sono variabili non solo nei costi ma anche nei volumi, perché basta che ci sia un blocco, pensiamo non so a Hormuz, oppure pensiamo ad altre situazioni, noi addirittura ci mettono in difficoltà. Pensate che ad esempio negli aeroporti oggi, non solo in Italia ma anche a livello globale, ci dicono che se dovesse continuare così loro hanno forniture di
di gasolio per circa un mese, riserve sufficienti per circa un mese e mezzo. Questo ci deve un po' preoccupare, perché ci dice che il nostro sistema è sicuramente un sistema molto a rischio, molto dipendente dall'esterno, ma è un po' il sistema globale che dipende da queste forniture. Ora, gli effetti poi si vedono anche sull'inflazione, naturalmente, perché tutti i prodotti che utilizzano materie prime e energie i cui prezzi sono aumentati e aumenteranno, già lo si è visto anche nei carburanti, a sua volta si trasferiranno nel costo dei prodotti, e quindi le nostre famiglie, noi stessi che abbiamo uno stipendio prevalentemente fisso, questo ci fa sì che ci fa sentire più poveri, perché subiamo la traslazione dei costi energetici ed altri costi sui prezzi dei beni che consumiamo. Voglio aggiungere un'altra cosa. Giustamente lei, Mirella, prima diceva l'Italia ha dei salari molto bassi. Noi siamo l'unico paese in Europa che negli ultimi 10-15 anni ha visto il salario reale diminuire rispetto al valore di un tempo, mentre tutti gli altri paesi europei, inclusa anche la Grecia, hanno visto, seppur poco, un incremento di questi salari. E questo è un problema, perché con i salari fissi e addirittura negativi rispetto all'aumento dei prezzi, ci sentiamo più poveri e possiamo comprare anche meno prodotti. E non ultimo, i nostri consumi tendono poi a spostarsi su quei prodotti di qualità inferiore, perché chiaramente quelli di qualità superiore non possiamo acquistarli. Professor Minello, un'altra cosa volevo chiedere. Cosa ne pensa di questo governo, in particolare questa Premier? Ecco, che con questo referendum sono molto preoccupati, perché si parla di elezioni anticipate. Ecco, c'è molto nervosismo in giro, noi siamo in televisione, perciò sentiamo questo nervosismo. Ecco, questa Premier che gira in lungo e in largo, ma non sappiamo mai se riesce a portare a casa o non portare a casa quello che hanno bisogno, le risorse che noi non abbiamo e che lei sta cercando. Come vede lei questa situazione, ecco, di questa Premier e dopo quello che è successo anche col referendum? Prego, professore. Ma qui secondo me non ne farei una questione di partito, ma ne farei una questione di metodo. Il referendum si è avuto questo risultato secondo me per due motivi. Il primo è che ci obbligava a votare, diciamo, con un unico voto, tre cose molto differenti rispetto alla giustizia, e quindi questo come dire, ci obbligava a dare un sì o un no, anche se all'interno della proposta referendaria c'erano tre elementi diversi, cioè i giudici, la separazione delle carriere, il CSM e il giudizio poi che si dà nel caso di comportamenti scorretti da parte dei giudici. Quindi ci sono tre temi differenti che sarebbe stato meglio poter votare in maniera distinta. Naturalmente evidentemente questo unico voto è stata una scelta referendaria che però, diciamo, era molto radicale per un cittadino, doveva dare un solo sì o un solo no. Il secondo elemento io penso sia sempre di metodo, perché la mia opinione è che il no abbia prevalso perché il sì non è stato comunicato bene, cioè nel senso che probabilmente l'essere stato secondo me comunicato in maniera non così chiara ha sicuramente favorito il no, in quanto poi tutti di fronte a una proposta poco chiara tendono comunque a rifugiarsi in questo caso nel no. E poi l'errore referendario che non era
che non è la prima volta che accade, perché era accaduto anche nel caso di Renzi, per esempio, del referendum di Renzi costituzionale, si è tramutato in uno scontro di schieramento, per cui molti sì erano di schieramento di destra, chiamiamolo così, di centrodestra, e molti no lo erano di centrosinistra, quindi tanti che hanno risposto sì o no lo hanno fatto anche a prescindere dal quesito referendario, ma era un sì o no contro il governo in questo caso. È successo molte volte, attenzione, non è la prima volta che succede. Quello che secondo me è un problema nostro, parlo del nostro paese e dei nostri governi, perché non è solo il governo Meloni, ma lo era anche dei precedenti governi, è quello di, secondo me, non coinvolgere adeguatamente l'opinione pubblica e non essere così, come dire, chiari nelle scelte e nella comunicazione che si fa rispetto ai cittadini, perché probabilmente ci sono molte situazioni che a volte sono ereditate, a volte sono frutto di cambiamenti improvvisi, e questo rende difficile anche, diciamo, il rapporto col territorio. Poi secondo me credo che anche tutti in questo caso tutti i partiti abbiano a volte persone non preparatissime su alcuni temi, e questo chiaramente non fa bene poi alle scelte che vengono proposte in sostanza. Quindi io credo che da questo punto di vista ci sia da riflettere. Una cosa però che va detta è che nonostante questo i conti macroeconomici dell'Italia sono migliorati negli ultimi anni. Perciò secondo lei, diciamo, per accorciare, poi vado anche al centralino, professor Minello, la Premier si sta muovendo bene nel mondo, in Europa? Allora, dal punto di vista macroeconomico lo spread è molto diminuito, l'inflazione è sotto controllo, l'occupazione è cresciuta, cioè i numeri ci dicono che il contesto macroeconomico su cui si sta muovendo la Premier è migliore di quello che ha ereditato, diciamo. Però questo non basta, cioè nel senso che è importante, perché avere come dire, uno spread più basso vuol dire anche, per esempio, pagare meno interessi sui titoli, vuol dire quindi risparmi fiscali, e vuol dire anche attrazione di capitali dall'estero, che servono per finanziare poi lo sviluppo, attenzione, quindi questo è molto importante. Quello che la devo fermare perché sennò mi cade il centralino, tanto lo sa professor Minello come funziona, poi ritorneremo naturalmente. Sì. Abbiamo il nostro Rinaldo da Venezia, poi andiamo dal sindaco e sentire anche cosa ne pensa il sindaco di questa lezione di economia che ci sta dando il professor Minello. Vai Rinaldo! Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Per quanto riguarda il tempo Mirella, marzo è il mese di marzo, il 20 di marzo, c'è sempre sta a marzo, un mese freddo, neve, vento, piove. Conosco benissimo il mare, il vento, la piove, non è vero niente, dura 5-6 giorni, è un attraversamento che a marzo da una vita sempre sta. Marzo se passa e la piove e Dio te toglie l'ombrello. Non è che venga venti e neve, i di montagna, e la neve marzolina, casca la sera e si scuola la mattina intanto. È una cretinata che ti dice. In 5-6 giorni torna a Dio. E dopo voglio dire al professore che il fatto che riguarda il voto è una protesta del popolo, questa qua del no. Per via che il popolo sta male, agli altri di giudici, gente onesta, di giudici, non interessa niente. Questo è un problema che deve risolvere lo Stato, non gli altri italiani. Gli altri italiani bisogna portare a casa e affinata per dargli da mangiare. E non è vero che andiamo bene. Non so dove che vive il professore, e se usa bene vuol dire che ha tanti soldi.
perché uno con 1.200 euro al mese non mette su famiglia, non fa figli e neanche non si permette di sposarsi, perché non lo deriva? E poi il governo nasconde tutto, lui ne dice niente e va in giro per il mondo a fare affari, a fare cose, ma non è che spiega al popolo che siamo noi altri, che daremo noi altri i soldi per andare dove va. Io andare a spiegarmi cosa chi fa del lavoro, di questo, di quello, e chi è che sta bene in Italia? Ti vado a mandare una visita, ti piace fra 2 anni, se ti ha connivenza con qualcuno, ti trovi subito, se no ti tocca aspettare. E se non ti aspetti, buono. Questo è il senso. Grazie Rinaldo, fammi andare avanti, grazie, hai fatto diverse riflessioni, poi sentiremo il professor Minello, ma adesso volevo sentire proprio il sindaco Larry Pizzo, cosa ne pensa, ecco, di quello che ha sentito. Ha parlato l'economista, ha parlato un cittadino. Prego sindaco e grazie. Sì, intanto buongiorno Mirella, buongiorno al professore e a tutti i telespettatori che sono collegati alla trasmissione. Allora, io condivido il ragionamento del professore, chiaramente non sono un economista, però dal punto di vista dei dati macroeconomici è vero che la nostra situazione a livello generale è migliorata, diciamo, e ha un trend che probabilmente è anche migliore rispetto ad altri paesi europei tipo Francia e Germania. Poi però, andando nella vita concreta dei cittadini e quindi parlando di vita reale, chiaramente la difficoltà che il cittadino oggi vive, noi in particolar modo sindaci e amministratori che viviamo il territorio a contatto diretto con le persone, questa realtà è un po' diversa, perché purtroppo è innegabile l'incremento del costo della vita. E tutto questo è partito già ad iniziare con la guerra in Ucraina, e di conseguenza è aumentato anche quello che è il costo dei servizi che vengono erogati al cittadino. La capacità d'acquisto chiaramente cala di fronte a situazioni internazionali di questo tipo, a fronte, come si diceva prima e diceva giustamente il professore, a dei salari e degli stipendi che non hanno avuto adeguamenti in termini di potere d'acquisto che siano in grado di affrontare i maggiori costi. Sindaco, la fermo solo un secondo perché anche lei sa come funziona, se no mi cadono i centradini. Claudio da Marano Vicentino, poi continuiamo. Vai Claudio. Sì, buongiorno a tutti. Il problema che abbiamo è che le previsioni di crescita del PIL sono del 0,5%, però le previsioni che ha fatto Confindustria è meno 0,7%. Lo so anch'io che lo spread conviene, ma se non c'è lavoro e non ci sono soldi che girano, è ovvio che lo spread, l'Euribor sono bassi. Io penso che bisogna che il governo trovi un sistema per pagare meno l'energia e probabilmente dovrà mettere mano ai dividendi dell'ENI. L'ENI praticamente, i dividendi che danno gli americani, è quello che ci ha portato le bollette ad essere care. E dovrà, secondo me, lo Stato ritornare, mettere mano a quella borsa che dà il prezzo all'energia, o se no qua altro che meno 0,7. Se Confindustria fa una previsione di meno 0,7 e anche 2. Buona giornata signori. Grazie caro Claudio, prego sindaco Pizzol. Sì, allora stavo dicendo che se fino a qualche tempo fa si aveva difficoltà ad arrivare alla terza settimana del mese o a fine mese, oggi non si arriva più alla metà del mese, e questo è determinato secondo me anche da una speculazione di fondo, perché è iniziata la guerra in Medio Oriente e quindi contro l'Iran da parte degli Stati Uniti. Già la mattina susseguente avevamo i prezzi della benzina che ingiustificatamente erano cresciuti di 25-30 centesimi. Quindi da un lato maggior controllo da parte dello Stato
ma un controllo che sia reale rispetto alle compagnie che forse in qualche modo hanno fatto anche cartello. Ma in secondo luogo poi quello che io vedo è che manca probabilmente un piano energetico e un piano industriale a lunga visione che faccia sì che la nostra nazione sia indipendente da eventi di questo tipo e che quindi li sappia affrontare senza ripercussioni sui nostri concittadini. E questo è fondamentale ed è compito che a partire da noi amministratori a chi ci governa dovrebbe avere la lunga visione per il benessere di tutti quanti noi. Paolo da Montagnana, sindaco, funziona così, devono dire la loro i cittadini, che è importante anche per voi. Vai Paolo. Mirella, buongiorno a te e ai tuoi ospiti. Buongiorno. Buongiorno. Allora Mirella, io sto vedendo, no, qua negli ultimi anni, no, fino agli anni 90 c'era una politica che maggioranza e opposizione litigavano però per una maniera costruttiva. Cioè, nei primi anni della Democrazia Cristiana e il Partito Comunista c'era come si dice, questa politica che era una politica costruttiva. Poi negli anni 90 secondo me c'è stato un periodo dove la politica è stata lì un po' ferma, non hanno litigato più di tanto. Adesso secondo me c'è una politica che fra maggioranza e opposizione è una politica disfattista secondo me, perché stiamo andando in peggio, negozi che chiudono, aziende che chiudono, stipendi bassi, pensioni basse. Lo stiamo vedendo anche in questi giorni, no? È stato fatto un referendum costituzionale, no? Il giorno dopo, come hanno saputo che ha vinto, che il no aveva vinto, già si parla di crisi di governo, di elezioni anticipate, ma secondo me questa politica è sbagliata per noi cittadini, noi che siamo il popolo, noi che dobbiamo avere le voci in capitolo, no? La politica deve capire, no? Che devono sì, maggioranza, opposizione, andare d'accordo, però fare una politica costruttiva per noi cittadini. Adesso io sto vedendo che anche le sinistre, per carità, non è che le destre vadano per il meglio, però le sinistre adesso stanno quasi litigando per la leadership se andiamo alle elezioni anticipate. A noi non interessa chi è la leadership, a noi interessa noi cittadini che paghiamo le tasse, e ne paghiamo tante perché le paghiamo dappertutto, nella luce, nella benzina, nel mangiare, nel bere, paghiamo l'IVA, tutto quello che paghiamo. Mi interessa una politica costruttiva per il futuro dei nostri figli. Io ho i capelli bianchi, ho lavorato, sono in pensione, con la mia pensioncina riesco a tirare avanti, però devono capire che non devono disfare quelli che gli altri hanno costruito, nonostante che litigavano. Questi litigano, ma disfano, Vorrei una risposta magari dal professore che di economia forse ne sa più di me. Sicuramente Paola, allora facciamo terminare il sindaco Pizzo e poi andiamo dal professore, ma penso che anche il sindaco abbia da dire qualcosa, visto che i cittadini prevalentemente si rivolgono ai loro sindaci quando ci sono le cose che non funzionano. Prego sindaco. Sì, andando un attimo anche nel tema del referendum, allora partendo dal presupposto che è sempre giusto dal punto di vista democratico dare l'ultima parola ai cittadini, però io qui vedo sostanzialmente due problematiche. La prima, arrivati al referendum, che si è troppo politicizzato, nel senso che si è discusso di tutt'altro rispetto a quelli che erano i temi reali rispetto ai quali tutti quanti noi dovevamo esprimerci. La prima questione. La seconda questione, e spero che sia di lezione per chi ci sta governando e chi verrà dopo di loro, è che quando si trattano temi sensibili come questo, che tocca la vita di tutti i cittadini, sarebbe compito dei nostri rappresentanti in Parlamento, quindi maggioranza e opposizione, instaurare un dialogo, un dibattito, un confronto, affinché poi ci sia quella maggioranza qualificata che nei 4 passaggi parlamentari porti all'approvazione della norma senza lasciare la palla, tra virgolette, al cittadino come ultima chance. Se questo fosse avvenuto anche in questa ultima modifica costituzionale, probabilmente non saremmo arrivati al referendum
e probabilmente avremmo avuto una norma condivisa e buona per tutti quanti noi. Ecco, tornando invece, poi mi taccio a quello che è il tema principale, che è quindi quello economico. Io credo che ci sia una correlazione anche rispetto a questo ambito al voto che è stato espresso, nel senso che molti di noi hanno scelto il voto come un segno di protesta, in particolar modo rispetto ai temi economici, ma ancor più probabilmente anche rispetto ai temi della sanità, altro problema scottante, perché purtroppo oggi, e noi lo tocchiamo con mano, e qui non sto comunque dando colpe particolari a nessuno, se abbiamo visite urgenti da effettuare o comunque controlli medici che purtroppo toccano le famiglie di tutti quanti noi, abbiamo liste e tempi che sono ancora abbastanza importanti e a volte dobbiamo pagare le visite con soldi propri, questo in modo chiaramente ingiusto, e anche questo rappresenta un peso importante per chi è già in difficoltà, perché come diceva lei Mirella prima, pur avendo anche 2 stipendi in una famiglia, e già questa è una fortuna, perché nella maggior parte dei casi ce n'è uno, si fa moltissima fatica e la salute, e alcuni dati anche a livello statistico lo stanno dimostrando, viene messa e accantonata perché non viene vista, pur essendo un bisogno primario, come diciamo esigenza da soddisfare nell'immediato, perché ci sono altre priorità. Ecco. Molto chiaro, la ringrazio Sindaco. Andiamo allora dal professor Alessandro Minello. Professore, prego. Ecco, io vorrei fare giusto una precisione, no? Nel senso che io non dico che le cose vanno tutte bene, però bisogna essere coerenti e chiari. Allora, quelli che sono i dati macroeconomici, i cosiddetti fondamentali dell'economia italiana, occupazione, spread rispetto ai titoli tedeschi, inflazione, deficit e debito, è indubbio che negli ultimi 4-5 anni questi valori sono migliorati. Non c'è dubbio su questo. Quindi rispetto al passato, diciamo, la struttura finanziaria del nostro paese è più solida, e tanto è vero che è stato poi riconosciuto un po' da tutti. Questo cosa significa? Significa che, per esempio, lo Stato può pagare meno soldi sul grande debito pubblico che ha, meno soldi per interessi. Quei soldi che risparmia possono essere utilizzati in differenti modi, in modi diciamo improduttivi oppure in modi più produttivi, in modo tale da favorire che cosa? La qualità poi della vita dei nostri cittadini, perché poi è altrettanto vero che se l'aspetto macroeconomico va bene, l'aspetto poi potremmo dire della realtà, della qualità della vita delle persone, questo è un'altra fotografia, cioè nel senso che giustamente è stato sottolineato che con una pensione minima o con salario minimo e a fronte dell'incremento anche dei prezzi che c'è stato nel passato non si fa fatica, il sindaco l'ha detto bene, arrivare addirittura alla seconda settimana. Però qui bisogna essere chiari e dire attenzione che gli incrementi salariali sono sostenibili da parte delle imprese se le imprese diciamo riescono a raggiungere dei livelli di produttività tali da poter pagare salari anche più elevati. E quindi questo è importante, ma per raggiungere livelli di produttività più elevati, le nostre imprese devono riuscire a migliorare i loro prodotti, i loro servizi sotto il profilo della qualità e dell'innovazione e della tecnologia. Per fare questo hanno bisogno di personale preparato, soprattutto anche di giovani che sono scolarizzati e che hanno un dialogo con la tecnologia che è di tipo naturale, sono nativi digitali soprattutto. E qui c'è l'altro problema, perché i nostri giovani spesso
sempre più negli ultimi anni anche dai territori, quelli che in teoria sono più agiati, più diciamo produttivi, tendono a emigrare verso altre mete, e questo ci mette in difficoltà perché molte imprese non trovano personale preparato. Per cui quello che si dovrà lavorare, e qui secondo me lo Stato può avere, diciamo, un ruolo importante, è quello di creare un ambiente nel quale le imprese possano innovare, le persone possono essere assunte anche con diciamo alcune forme di credito d'imposta o altri strumenti per favorire l'impiego di quelle persone che oggi magari tendono a emigrare. Attenzione che però quello che noi non dobbiamo confondere in merito anche alla mobilità dei nostri ragazzi è che non è sbagliato che i nostri ragazzi vadano all'estero, come dagli altri paesi a loro volta vanno all'estero. Quello che purtroppo noi non riusciamo a dare è un motivo per tornare spesso, e questo è il nostro handicap, perché attraiamo come sistema dall'estero pochi giovani rispetto a quelli che vanno fuori. Tanto è vero che spesso si dice all'estero, in Italia si sta bene in vacanza ma non per lavorare, e questo purtroppo è legato al sistema paese, non è legato solo alle scelte di un singolo attore o di una singola impresa. È proprio il nostro sistema che dipende dalle scelte, e qui è importante quello che ha detto anche il sindaco Pizzol e anche alcuni intervistati, alcuni ospiti, che l'ottica di medio-lungo periodo è l'ottica che dovrebbe prevalere nella compagine che sia nella maggioranza sia nell'opposizione nel nostro paese. Ma questo, lo sappiamo, è poco compatibile, almeno l'abbiamo visto finora, con gli obiettivi di chi sta diciamo a Roma in questo momento. Io ieri, professore, sono stata a Padova, che lei conoscerà, anche il sindaco Pizzo benissimo, e ho trovato una Padova devastata dai cantieri, ma non piccoli cantieri enormi con colate di cemento enormi. Il tram poi non ne parliamo, cosa sta succedendo, anche se devo dire la verità, non ho visto un tram, ho visto più autobus che tram. E poi questa marea di ragazzi, veramente una marea, perché ci sono le università e non c'è niente da dire, sui bordi dei marciapiedi che neanche non ci stanno. Allora io mi domando, professor Minello, ma come si diceva prima, perché non ci spiegano cosa stanno facendo e per quale motivo hanno investito su questi cantieri che non si capisce, perché sono chiusi. Ieri era una bellissima giornata, non c'era nessuno che lavorava. Allora io sono convinta che il cittadino, visto che paga le tasse, tramite i sindaci soprattutto, dovrebbero, ma non con i consigli comunali che tanto non puoi parlare, dovrebbero, come si faceva una volta, i comitati di quartiere, spiegare perché in quel preciso posto sta sorgendo questo cantiere e chi ne beneficerà. Perché alla fine troviamo che i ragazzi vogliono il verde, vogliono un'aria pulita, non vogliono le guerre, ed è il futuro, stiamo parlando del futuro, lei insegna, perciò lo sa benissimo dove vanno a parare i ragazzi. E noi invece ci troviamo su centri storici, per quanto città metropolitane come Padova, città murate, devastate dal cemento. Allora, professore, o che non abbiamo capito niente, oppure se il futuro sarà il cemento e questi grandi cantieri produrranno chissà cosa, perché poi andare ad abitare o non so cosa si farà perché non si capisce, mi domando come faremo questi ragazzi che, come dice lei, per avere soddisfazione dei loro studi devono emigrare all'estero. Questi ragazzi che non trovano stanze, non trovano appartamento adeguati a quello che alle loro esigenze, perché costa pazzesco tutto, specialmente a Padova, ma non di meno neppure a Treviso. Allora, dove si vuole andare a parare? Perché non deve parlare di destra, di sinistra, le colate di cemento le troviamo dappertutto, perciò da là non piove.
Allora, qual è l'obiettivo secondo lei? Questi investimenti chi favoriranno? Favoriranno il cittadino? Favoriranno le famiglie? Favoriranno i giovani? I diversamente giovani? Oppure l'obiettivo è un altro, far diventare queste città metropolitane le città del futuro? Basta che ce lo dicano però. Prego, professore. Allora, premesso che come dire, investimenti che si fanno adesso nelle città sono frutto in gran parte di risorse del PNRR. Risorse del PNRR che sono andate a finanziare soprattutto, diciamo, almeno secondo l'iniziale ipotesi e obiettivo, investimenti infrastrutturali e digitali con l'obiettivo della sostenibilità. Allora, questo era l'indirizzo principale, i due assi principali del PNRR era sostenibilità e digitalizzazione. Questi erano, quindi in tutte le aree d'Italia, chi più chi meno, si sono aperti cantieri che riguardano questi elementi. Nel caso di Padova, io intanto dico strutture come trasporti pubblici locali, il trasporto pubblico in particolare, è uno strumento molto democratico, nel senso che l'autobus, il tram, il treno è per tutti, tutti pagano lo stesso biglietto, tutti hanno lo stesso servizio. Poi si può discutere se questo... perché abbiamo Luisa da Padova, perché sennò cade il centralino. Vai Luisa! Ecco, le ho appena detto. Prego, prego, professore. Poi si può discutere se questi servizi sono buoni o non buoni rispetto al prezzo che viene pagato, però io credo che in una città sia importante un'accessibilità sostenibile, e questa accessibilità sostenibile la si deve, diciamo, realizzare soprattutto e anzitutto con mezzi pubblici. Nel caso di Padova, cioè una città che ha oltre 200.000 abitanti, con un Interland che la fa crescere a oltre 300.000 abitanti, il tram rappresenta una soluzione secondo me importante. Poi è chiaro che tutti questi servizi hanno cantieri purtroppo in Italia infiniti, cioè nel senso che durano tantissimo tempo, e questo è un problema che penalizza non solo i cittadini ma anche le attività economiche, perché in tutte quelle aree dove comunque c'è il cantiere, anche se gli esercizi sono aperti, sono difficilmente raggiungibili. Trovo giusto comunicare con la cittadinanza e con le imprese, anche con le associazioni di categoria, i progetti che si vogliono realizzare, e quindi anche concordare eventuali misure di compensazione per coloro i quali sono colpiti in misura maggiore. Io ne ho esperienza anche personale, nel senso che dove abito io sono 10 anni di cantieri, prima una pavimentazione, poi delle ristrutturazioni, per cui sono 10 anni che ho i cantieri attorno a casa, e quindi so benissimo cosa vuol dire e quanta fatica si faccia a sopportare soprattutto certe azioni. Però bisogna anche che, come dire, capiamo che una città ideale, e soprattutto la città del futuro, non è quella città che rimane uguale a se stessa, immutata nel corso degli anni. Oggi una città ideale è quella città che sa cambiare in modo giusto, e qui questo è la chiave di volta, cioè far evolvere la città con interventi che vadano nella direzione giusta, cioè dell'inclusività, della competitività, delle opportunità per i cittadini. Molti di questi interventi sono interventi anche di ristrutturazione di edifici che oggi vanno come destinazione ad abitazioni molto, come dire, molto costose, potremmo dire per una classe agiata, che poi, essendo la classe agiata, diciamo, avendo
l'obiettivo di investire le proprie risorse, spesso queste abitazioni rimangono vuote, cioè vengono vendute ma rimangono vuote perché rappresentano un elemento di investimento di portafoglio. Allora è chiaro che questo comporta poi che nei centri storici ci sia un problema con la residenza. Rimangono famiglie agiate, rimangono anziani che non possono trasferirsi, ma i giovani non possono abitare la città, e una città che non è abitata dai giovani è un problema per il futuro. Quindi in molti paesi europei, per esempio, c'è in atto una tendenza da parte delle amministrazioni pubbliche di favorire, o acquistando loro gli immobili o comunque favorendo una riconversione, interventi che possano portare alla costruzione o comunque alla riqualificazione e ristrutturazione di immobili a costi poi calmierati per chi li voglia affittare. In Austria, per esempio, ci sono esempi eclatanti di questo, ma anche in Francia. Sembra che in Italia non andiamo in questa direzione. Professore, devo chiudere perché devo andare assolutamente in pubblicità. 2,4 miliardi è lo shock energetico di aumenti per il Veneto nell'ultimo anno. Colpiscono gas ed energia e in particolar modo le famiglie e le imprese del sistema manifatturiero veneto. Il costo complessivo dell'energia, elettricità e gas, secondo le stime elaborate da CNA Veneto, passerà da circa 11 miliardi di euro nel 2025 a oltre 13 miliardi, un incremento pari al 22%. Il gas brucia di più ed è infatti quello a segnare il rincaro più pesante, più 28%. L'energia elettrica, pur rimanendo la voce dominante nella spesa energetica regionale, cresce del 19%. Un'attenuazione rispetto al gas che si spiega con la quota delle rinnovabili nel mix produttivo italiano. Dato, spiega CNA, che dovrebbe portare ad investire in quella direzione. Le filiere energivore del Veneto, siderurgia, carta, ceramica, vetro, chimica e plastica, potrebbero affrontare un incremento di costi per l'energia elettrica di 610 milioni di euro, pari al 44% dell'aumento regionale. Devono esserci interventi immediati dal punto di vista del governo sui crediti d'imposta e per quanto riguarda gli oneri di sistema delle bollette. Lavoriamo per le comunità energetiche e per i sistemi di autoconsumo per cercare di contenere questa situazione che può rallentare l'economia del tessuto produttivo veneto. Allarme anche dal settore dei trasporti, che arriva da Michele Varotto, presidente della Federazione Trasporti di Confartigianato. Le imprese venete, dice, sono già in crisi di liquidità, allo stesso tempo si trovano a fronteggiare costi del gasolio sempre più elevati. L'Universo Trasporti in regione conta quasi 7.000 imprese artigiane che danno lavoro a oltre 15.000 persone. Tutto questo nel giorno in cui il centro studi di Confindustria taglia le stime del PIL a seconda delle previsioni di guerra, dallo 0,7% preventivato lo scorso autunno allo 0,5% se la guerra in Medio Oriente si protrarrà. Condizione, quella del conflitto, che se perdurerà oltre 10 mesi potrebbe portare alla recessione. Allora, Sindaco Pizzo, cosa come commenta sia quello che ha sentito sia dalla sottoscritta ma anche dal professor Minello, ma soprattutto gli investimenti, e soprattutto abbiamo sentito anche la CNA, sono veramente preoccupanti. Prego. Sì, purtroppo, come dicevo prima, un'autonomia energetica scarsa del nostro paese purtroppo ci espone a situazioni di questo tipo quando nel mondo accade qualcosa. Ormai siamo tutti interconnessi, quindi quello che accade a 5.000 chilometri da noi ha chiaramente delle ripercussioni sulla vita di ciascuno di noi. Io credo che però al di là di quello che le aziende autonomamente possono fare in termini di organizzazione interna, c'è ancora molto da fare per quanto riguarda il taglio del cuneo fiscale e quindi quello che poi rimane in termini di paga al dipendente rispetto a quello che l'azienda versa per lui mensilmente, e quindi si arriva sempre a quel benedetto discorso del taglio della spesa improduttiva. Noi stiamo parlando da 20-25 anni, ma siamo arrivati a un punto in cui il governo deve avere il coraggio di attuare queste misure, perché altrimenti rischiamo che la povertà dilaghi
questo dato ci viene costantemente aggiornato in salita dai dati che ci vengono forniti dagli studi statistici e questo è un problema molto serio, nel senso che se vogliamo trattenere i giovani qui in Italia, al di là delle ambizioni che ciascuno di loro ha, dobbiamo dargli anche la possibilità dal punto di vista economico di pianificare il proprio futuro, di avere una casa, di poter pensare ad avere dei figli. Siamo il paese con il maggior tasso di natalità, una popolazione che invecchia e parallelamente a questo abbiamo dei costi indiretti rispetto a questo trend e che quindi fanno incrementare la spesa sociale. Quindi quello che servirebbe è proprio una politica del lavoro seria e concreta, perché a cascata poi andrebbe a risolvere un'altra serie di problemi. Sì, ma Sindaco, mi scusi, abbiamo cambiato 70 governi e siamo sempre alle prese come prima. Cosa dobbiamo fare? Perché noi non è che abbiamo tutte queste armi per combattere l'inflazione, per combattere la recessione. Cioè noi siamo là che paghiamo e chi paga? Noi pantaloni paghiamo sempre. Fanno dei sbagli enormi anche in politica, investimenti assurdi con milioni e milioni di euro e dopo chi paga? Loro se ne vanno. E a noi rimangono i debiti da pagare. Giusy, vai Giusy. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Allora Mirella, come ho detto ancora agli ospiti che avevi, che quando ci facevano fare l'apprendistato, ma perché non lo fanno più? Ma come fa un ragazzo giovane a entrare e deve avere già che deve far tutto? Non si può. Allora io avevo chiesto, come tante volte, se potevano dare il reddito di cittadinanza agli imprenditori, che insegnandoli magari per 3-4 mesi, senza tirar fuori i soldi di tasca propria, di insegnarli e dopo imparano. Nessuno è nato imparato, dicono sempre, lo sento sempre dire. Non si può fare così. Allora, una volta un imprenditore mi ha detto che basterebbe che non li facessero pagare le tasse, che lui li prenderebbe ma per insegnare. Ma l'apprendistato, ma perché una volta esisteva l'apprendistato, adesso non più? Vorrei una risposta dai tuoi gentili ospiti, grazie. Grazie a te Giusy. Purtroppo il professor Menello, siccome insegno, è dovuto rientrare in classe, lo sapevo, non è riuscito a salutarvi, ma me l'ha detto di farlo perché è andata la pubblicità, però abbiamo il sindaco Leri Pizzo che sicuramente è un politico di lungo corso e sindaco poi oltretutto che può dare le risposte. Prego sindaco. Sì, io concordo con quanto affermato dalla signora, nel senso che molti giovani vanno in cerca di lavoro e la prima cosa che gli si chiede è se hanno dell'esperienza e magari in base a questa risposta negativa da parte di chi sta cercando il primo lavoro perde le opportunità. Noi dobbiamo invece mettere nelle condizioni i giovani di poter crearsi l'esperienza e quindi poi pensare a una scala sociale che li porti ad avanzare nella loro carriera lavorativa. Quello che oggi manca, ci vuole un rapporto più sinergico tra le scuole e il mondo produttivo in termini reali e concreti, quindi bisognerebbe ripensare un po' anche a quello che è il modello scolastico in generale, interfacciandolo di più con i bisogni che poi il mondo reale produttivo ha. Ma quello che ancora più conta, secondo me, è cercare di snellire in termini di burocrazia, che poi indirettamente rappresentano un costo, chi ha voglia di fare e quindi le aziende, che sono le uniche realtà che possono produrre posti di lavoro. Quindi bisogna lavorare su due fronti, quello della formazione, che può essere già attuata nel mondo lavorativo durante il ciclo scolastico in modo programmatico, concreto e serio, e dall'altro nel snellire le procedure che le aziende oggi sono sottoposte ad affrontare. L'altro problema, secondo me, importante è che purtroppo in questi ultimi 20 anni non siamo riusciti a creare quelle figure di giovani tecnici e quindi è giusto che ognuno di noi
pensi a migliorarsi, a progredire negli studi e avere la laurea. È altrettanto importante, e i dati di oggi lo dimostrano però, di formare delle persone che abbiano quelle manualità e quelle capacità tecniche in grado di supportare le aziende, perché il dato che oggi ci viene dato è che mancano tantissime figure proprio tecnico-professionali rispetto alle quali le aziende non riescono a trovare, e quindi al contempo devono parallelamente diminuire quella che è la loro produzione. Prima il professore parlava di produttività ed ha ragione, ma una produttività che è stagnante e non è in crescita deriva proprio anche da questa mancata programmazione di questi ultimi decenni. Quindi è proprio il paradigma concettuale che deve cambiare e dobbiamo interfacciarsi di più con i giovani. Voglio solo fare un ultimo inciso. No, aspetti Sindaco, perché abbiamo Livio da Padova, si lo cadono i centralini, sa come funziona e poi continuiamo. Vai Livio. Mirella, un saluto al Sindaco. Volevo fargli una domanda. Se anche questo governo Meloni non avrà il coraggio di attuare il taglio del cuneo fiscale, vuol dire che è un governo anche questo poco affidabile. Cosa ne pensa, signor Sindaco? Grazie. Grazie a te Livio, prego Sindaco. Allora, per onestà intellettuale, per quanto poco questo governo ha già applicato un primo taglio, però non è sufficiente purtroppo. E come dicevo prima, bisogna avere il coraggio, e questo è una parte intrinseca di chi fa politica, di effettuare anche delle scelte che possono essere nel primo momento impopolari, no? Però tese al bene comune, e bisogna iniziare a tagliare la spesa improduttiva a livello di organi dello Stato e di funzionamento dello Stato. Se noi non partiamo da qua, non andremo da nessuna parte, come dall'altra parte bisogna far pagare le tasse a tutti quanti. Quindi una campagna contro l'evasione fiscale che sia non uno spot, ma una misura che va portata avanti con costanza e determinazione nel tempo. Altrimenti non ne usciremo, cioè i soldi questi sono, e dobbiamo darci delle priorità di investimento che, a mio modo di vedere, in questo frangente storico devono essere indirizzati ai temi del sociale, della sanità e del benessere delle comunità. È quello che in piccolo facciamo noi sindaci. Io sono un piccolo semplice sindaco di un comune di 3.000 anime, ma i problemi che macro si ripercuotono anche sul piccolo, e noi dobbiamo affrontarli concretamente ogni giorno, dovendo dare delle risposte giustamente ai bisogni dei nostri concittadini. Ecco, questo dovrebbe essere esportato a scala nazionale per conto mio. Sindaco, intanto vediamo anche queste bellissime immagini di Sarmede, queste mostre per l'infanzia. Prima si parlava, Sindaco, di Padova, di queste colate di cemento, non solo a Padova, ma sulle grandi città, ma anche su quelle medie, mentre quando si arriva a Sarmede si respira. Avete fatto delle ristrutturazioni a misura di uomo, a misura di ambiente, veramente rispettando molto l'urbanistica e quello che dice l'urbanistica. Non le sembra che stiamo un po' esagerando, però visto le nuove tecnologie, abbiamo i bus elettrici, si parla sempre di più di elettrico, non le sembra che forse dovremmo anche capire dove interveniamo, su quali posti, su che strutture, perché io dico sempre non siamo New York, non siamo in America, abbiamo questi centri storici che sono meravigliosi anche se sono grandi, ma sono strutturati in maniera incredibilmente fragile. Prego Sindaco. Sì, io condivido, nel senso che c'è già una legge del Veneto che prevede il 2050 consumo zero del suolo, però noi fin d'ora dobbiamo partire dal presupposto che dobbiamo recuperare quello che c'è e valorizzare quello che c'è, altrimenti rischiamo di creare delle città fuori dalle città, avendo poi dei centri storici svuotati completamente. E noi sappiamo che il centro e i luoghi di aggregazione che fanno parte del centro fanno sì che una realtà di città o paese possa continuare a vivere,
possa essere attrattiva per i giovani e dia opportunità ai giovani. Dobbiamo pensare al tema della casa, che è un tema importantissimo anche nelle nostre piccole realtà, garantire la casa a tutti, quindi dare la possibilità anche con affitti calmierati che anche il giovane possa appunto pensare a un futuro avendo delle certezze che poi non vengono vanificate se cambia il governo, ma che rimangano stabili nella sua programmazione di vita. Io le devo dire, Mirella, che i fondi che abbiamo ottenuto anche noi dal PNRR li abbiamo investiti proprio per cercare di ripopolare questi paesi collinari della fascia pedemontana trevigiana, cercando di dare delle opportunità e delle possibilità, ma poi quello che è ancora più importante, investendolo contro quelli che sono i fenomeni di dissesto idrogeologico. Purtroppo dobbiamo scontrarci tutti quanti con queste problematiche, maggiormente noi che ci troviamo in zone di territorio molto fragili, e quindi dobbiamo in tutti i modi investire quelle poche risorse nel mantenimento e nella preservazione delle nostre bellezze paesaggistiche e ambientali. Aspetti Sindaco, perché abbiamo Gianandrea, Sindaco, vai Gianandrea. Poi a chi ci vive. Vai Gianandrea. Pronto? Pronto? Prego. Sono un po' emozionato per le tasse. Continuo sempre a parlare che ci vuole microchip, controllo satellitare. Era i calciatori che vanno a pagare in Belgio e giocano in Italia, le tasse le devono pagare in Italia. E andiamo avanti sempre in ruberia. Noi italiani, io pagavo tutto, anche sulle straordinarie. Capito? Basta così? No! Gianandrea? Intanto la ringrazio perché ho parlato con lei. Caro. Però le tasse si devono svegliare quelli tutti studiosi, intelligenti, che non vanno avanti con la testa. Devono mettere il microchip, controllo satellitare a tutti. Allora tutti pagheranno le tasse e chi lavora in Italia le deve pagare. Da dove chiami Gianandrea, che non ho capito? Da Onè di Fonte. Ah, Onè di Fonte, adesso ho capito bene, Onè di Fonte. Sì. Bello Onè di Fonte, molto bello, Bisogna far pagare tasse a tutti e basta. E basta dire, questa è la verità. Grazie caro Gianandrea di aver chiamato, mi fa piacere. Vede Sindaco, l'importanza di parlare, ecco è quello che forse non abbiamo capito, che dobbiamo anche ascoltare delle volte, capire che forse queste brave persone sono anche stanche delle volte di essere presi in giro, che fanno vedere cose che non sono vere, investimenti che non vorremmo, e soprattutto che quelli che stanno bene sono sempre i soliti e quelli che stanno male invece non sono i soliti, sono le nostre famiglie che aumentano. Penso che anche lei ne sappia qualcosa, perché il sindaco è il punto di riferimento delle famiglie quando si trovano in difficoltà. Come ci saluta Sindaco e cosa vuole dire a Gianandrea? Ma io parto sempre dal presupposto che comunque la vita è una, dobbiamo cercare di viverla il meglio possibile e quindi in qualche modo di fronte ai problemi dobbiamo essere ottimisti in qualche modo. Quindi l'unica cosa, come diceva lei Mirella, noi dobbiamo partire anzitutto dall'ascolto dei bisogni e poi da quello cercare di affrontarli e possibilmente dare una mano ai nostri concittadini
partendo dal presupposto che il compito di ciascuno di noi dal piccolo è quello di avere una visione a lungo termine, come dicevo prima, che sia anche impopolare, ma che sia tesa e mirata al benessere delle comunità. Se non iniziamo a ragionare in questi termini, lasciando un po' da parte poi quelli che sono i momenti della politica e quindi del voto in particolar modo per essere riconfermati, non andremo da nessuna parte. Dobbiamo iniziare a ragionare con metodo e pianificare, partendo, ripeto, dal bisogno reale del cittadino. Quindi i bisogni reali sono la casa, la salute e la certezza di un reddito che sia dignitoso per la persona e che dia la possibilità di fare una famiglia. Questi sono i 3 pilastri su cui si deve fondare la nostra azione. Grazie al sindaco Larry Pizzo, sindaco di Sarmete, di essere stato con noi, sempre equilibrato, sempre nel pezzo. La ringrazio sindaco, buona giornata e buon lavoro. Grazie. A voi, grazie mille, buona giornata a tutti. Grazie. Pubblicità. Pronto? Buongiorno signore, la contatto dall'ufficio promozioni energetiche. Ma mi non ho bisogno di energia perché mi bevo un uovo crudo ogni mattina e dopo mangio robe buone, salame e soppressa. Ma cosa ha capito signore? Si tratta di una promozione. Ma mi ormai non vado più a scuola e poi sono sempre stato promosso quando andavo a scuola. Signore, le proponiamo una tariffa speciale per il suo contratto della corrente elettrica. No, non c'entro niente, non ho corrente elettrica, non ho niente, mi dai. Ma come signore? Lei a casa non usa la corrente? No, né l'acqua né la corrente, di conseguenza neanche l'acqua corrente. E com'è possibile, scusi? Perché io sono il papà della famiglia del Bosco. Grazie a Vinicio Corti che è qui con me in presenza questa mattina, mi fa veramente piacere. Buongiorno. Perché dopo la Valle delle Lacrime invece abbiamo la Valle del Sorriso finalmente. Bisogna assolutamente essere positivi sempre. Esatto, anche perché Vinicio Corti oltretutto è anche un docente, sì. È uno showman ma è anche un docente, perciò sa di cosa si parla quando specialmente parliamo di giovani. Ieri ha veramente suscitato scalpore questo accoltellamento di questo ragazzino con la propria insegnante. Cosa sta succedendo? Forse fargli fare più teatro, più sport, più cultura, bellezza, cioè perché veramente non ne possiamo più. Prego, come avete vissuto quello che è successo tra le tante cose ieri? Perché poi è stata un'emulazione, anche perché c'è stato tempo fa un altro fatto del genere. Questo è un po' grave e secondo me bisogna intervenire appunto rafforzando un po' anche colmando questo vuoto culturale che c'è molto spesso. Questi ragazzi sono sempre più abbandonati e quindi bisogna intervenire, secondo me, sì, appunto creandoli degli spazi dove possono sfogare questa aggressività, ma anche rafforzando questo background che manca molto spesso. Che sono, la generazione nostra, di tante, c'era una lettura del giornale, il giornale era una cosa quasi sacra, no? Nelle famiglie c'era il giornale, non legge più il giornale nessuno, non si legge sempre meno, sono bombardati. Beh, i giovani poi? Sono bombardati da questi social, no? Anche la televisione che una volta aveva un ruolo, pensiamo per esempio alla Rai, penso a certi sceneggiati molto belli che facevano negli anni 60, si ricorda? Le famiglie Materassi, il Mulino del Po, erano divulgativi, è venuta a mancare e lo spazio l'hanno preso questi social che sono terribili perché bombardano. Ora, se uno ha un forte senso critico in se stesso, riesce a avere una buona corazza e a amalgamarli, a prenderli questi, altrimenti è in balia completamente, quindi si crea l'emulazione, si crea questa competizione, questi che filmano, questa aggressività che è senza controllo. Ma quando voi incontrate questi ragazzi, perché io dico sempre, Vinicio, che sono quelli più bravi, i numeri che interessano, però purtroppo loro riescono ad avere questa visibilità, ma sono pochi rispetto a quelli bravi. Però poi la paura, i messaggi che arrivano impauriscono molto le persone. Le persone hanno paura di uscire, specialmente i diversamente giovani. Alcuni giovani hanno paura di uscire per incontrare questi bulletti da strappazzo per strada, ma
il problema non sono loro, sono le famiglie. Allora delegano tutto alla scuola e la scuola, certo che la scuola deve fare la propria parte, però il primo anello è la famiglia. E se io non ho il primo anello, cosa faccio, professore? Appunto si delega alla scuola, ma la scuola insomma fino a un certo punto, perché non è che possa essere un po' tutto. Noi insegnanti non è che siamo dei tuttologi, voglio dire, dobbiamo essere molto competenti nelle nostre materie, dobbiamo avere appunto questo senso anche di un certo senso pedagogico, però non è che la scuola possa sopperire alla famiglia. La prima base è la famiglia. Ma se sono gli stessi genitori, abbiamo parlato prima dei social, ci lamentiamo dei social, ma se sono gli stessi genitori che sono i primi a postare, no, la pizza, la foto della pizza, le foto del piatto, e sono loro i primi a essere dipendenti dei social, dei like, queste robe qua, è chiaro che trasmettono appunto ai figli. E poi c'è una eccessiva protettività da parte della famiglia, cioè il genitore è diventato il sindacalista del ragazzo, e questo non va bene, perché la scuola deve avere anche una certa autonomia, insomma, deve avere... Ma non è che anche la scuola è un po' troppo aperta, nel senso che dobbiamo anche capire che se si fa lezione il genitore non deve entrare, ci dovrebbero essere dei giorni particolari, come si faceva una volta, dopo scuola, negli orari, dove questi insegnanti ricevono questi genitori, perché qua il problema è che abbiamo superato la linea senza sapere che non va bene, non va bene. Gli orari sono importanti, l'ascolto è importante, però non lo puoi fare quando vuoi tu entrare nella scuola, entrare in classe e fare quello che vuoi. C'è un certo rigore però, perché abbiamo chiesto con il registro elettronico, il genitore vede subito se i ragazzi in ritardo. Però se uno vuole può entrare, non c'è niente da fare, uno arriva, entra in classe e bene. Non è che forse anche questi genitori, che poi alla fine sono stati figli anche loro, hanno avuto dei genitori anche loro, non riescono a capire l'importanza delle regole. Ecco, le regole non le metto, perché la regola, ad esempio, di dire no impegna molto, è più facile dire sì, perché il no comporta una spiegazione molto importante, comporta che tu devi sacrificare anche del tempo per spiegare questo no e mettere le regole. Perché fanno così fatica a mettere le regole i nuovi genitori, diciamo? Una volta bastava un'occhiata ed era già la regola, adesso hanno un figlio solo e vanno in crisi. Però cosa sta succedendo? La scuola cosa può fare? Perché la scuola deve fare la scuola, cioè non è che possa... Infatti, non è che possa sostituirsi alla famiglia, appunto. Dà inevitabilmente degli importanti metodi, degli strumenti. Un prestito conosciuto che aveva la fama di essere duro, che in realtà poi era molto, appunto, cioè, concedeva qualsiasi diritto a coloro che ne avessero appunto bisogno, diceva forse c'è un eccesso di democrazia, purtroppo, e troppa democrazia diventa incontrollata. Le regole sono importanti, non dico la severità, perché prendiamo anche, non so, per esempio Quintiliano, che è stato uno dei primi, no, grandi così pedagogi della latinità. E lui diceva, era contrario al rigore, alle punizioni corporali, no, bisogna appunto recuperare, ecco, però lo stesso, il rispetto ci deve essere. Devo dire che però, per la verità nei licei questo c'è. Io ho sempre avuto la fortuna di insegnare nei licei. Sono le medie che sono quelle più terribili, un serbatoio un po'... Questa energia, questi ragazzi pensano di essere... Ecco che... No, devo dire che per esempio anche nelle mie classi i ragazzi si alzano, che sembra una stupidaggine, però è importante il fatto, è un segno di rispetto, insomma. Poi, quando entra l'insegnante ci devi alzare e salutare, giustamente. Deve esserci. Anche il saluto si fa fatica a sentire da questi ragazzi. Sono un po' chiusi nel loro mondo. Sono chiusi in un mondo un po' particolare. Allora andiamo a vedere invece Vinicio Corri cosa ha dichiarato e cosa ha fatto con questo spot molto bello, Leva volontaria. Andiamo a sentire. Bortoin, ma dove corre? Tasi che sono io scampar, non te ha sentito che va in cerca di arruolare sempre più gente nell'esercito. Ma così la vedono, almeno prima aveva la mimetica addosso. Non sta neanche a parlarmene che avevo persa. E come mai? Avevo messa dentro l'armadio insieme con che altri vestiti, non sono più buone da trovarla.
Ma vestito così e dove vuole scappare? Nel bosco? Ma ti sei matto? Nel bosco mi saria fritto. Per via dei lupi e delle faine? Ma no, per via di quello che è successo alla famiglia del bosco. Adesso il bosco è pieno di assistenti sociali, guardie forestali, guardie civili, carabinieri, di tutto di più. E allora? E ora, già che non sono tanto alto, mi scambia per un puteo e mi porta via dritto al brefotrofio. Questi spot che abbiamo visto molto belli, questi video, come nasce l'idea? Ecco, queste notizie che arrivano da brutte diventano ironiche. Bisogna prenderle sempre con l'ironia. Io ho sempre coltivato questa passione, perché sono anche musicista, uomo di spettacolo, esatto. E quindi questa è una cosa che poi fa parte anche del mestiere dell'insegnante, perché se l'insegnante non è un po' istrione, insomma non ti passa più, voglio dire, se tu non... Che noia, che barba, che noia. Esatto, no? Sì, la letteratura deve essere un piacere. Io ho la fortuna di insegnare appunto anche nel triennio, ma anche nel biennio con la storia, così. La letteratura deve essere un piacere. Se no diventa veramente che barba, che noia. Esatto, e quindi sta anche un po' all'insegnante a cattivare, esatto. Un po' a fabulare, un po' così. E allora la realtà offre degli spunti di comicità incredibili e che vanno però presi anche con ironia. Adesso questa tragedia, appunto, perché di fatto è stata veramente una tragedia terribile, appunto, separare i bambini, io non lo concepisco adesso, al di là del fatto che lavorare sulla famiglia completa. Ma poi insomma, se uno fa una scelta, insomma, c'è anche la possibilità di scegliere, insomma, voglio dire, secondo me quel trauma che hanno creato è stato troppo eccessivo, ecco. Però scherzarci su perché la vita altrimenti veramente non passa più. Però Vinizio, il problema sono le regole. Allora tu arrivi in questo paese, non sei italiano, arrivi in questo paese dove ci sono delle regole, ok? E tutti bene o male cerchiamo di rispettare. Tu non puoi pretendere di fare quello che vuoi. Vai ad abitare su un casolare che non è abitabile ed ecco qua la prima regola. Il casolare non è abitabile, perciò tu non ci puoi entrare, punto. Non ci puoi entrare, perché questa è la regola. Perché noi facciamo così, noi non possiamo entrare su una casa che non è abitabile. Ma di fatto però erano lì. Ecco qua, e da là inizia il problema. Allora entro, mi faccio le mie regole, vivo come voglio senza pensare che anche per i bambini, noi qui poi a Treviso aveva la carta di diritti, la carta di Treviso, che è molto importante, per tutelare il bambino. Sì. Qua non si è fatto niente, ognuno faceva quello che voleva. Alla fine si sono mangiati questi funghi molto velenosi e sono arrivati al pronto soccorso e là è successo il macello. L'Italia si è divisa in due, dai favorevoli ai contrari, però quelli che pagano le conseguenze sono le fragilità e sono i bambini. Prego Vinizio. No, ha ragione, assolutamente. Poi se appunto non fossero venuti fuori questi discorsi dei funghi non sarebbe successo niente, però effettivamente qualcuno stavano lì, qualcuno avrebbe dovuto accorgersi che stavano in una situazione che così indigenza. Io guardo solo l'aspetto appunto dei bambini traumatico, separare appunto i figli a una famiglia. Per la verità sì, esistono queste regole, però di fatto insomma il trauma che hanno inflitto questi ragazzi a questi bambini è stato Questi bambini devono andare a scuola secondo lei? Perché questi, ecco qua. Mi pare che però la scuola parentale sia riconosciuta in Italia e quindi loro potrebbero... Ma la facevano, poi non si sa mica niente, là è il problema, perché ti dicono un qualcosa e poi c'è il silenzio assoluto, ma se è un caso che ha sollevato l'Italia è giusto anche capire com'è la situazione, invece non riesci mai a capire niente, è vero? Sì, è vero, è un po' è tipico un po' dell'Italia. Poi ognuno si fa il proprio... E poi c'è sto tifo, no? Come in ogni cosa bisogna prendere una posizione, anche su una roba terribile, una guerra, c'è chi è da una parte e chi dall'altra, sembra un Cosa tifo dicono calcistico. I ragazzi a scuola, professore? Come ne parlate di questi argomenti, la guerra, la casa nel bosco? Sì, certo, c'è un perché ampio la didattica, ma bisogna anche spaziare con loro. C'è un ampio spazio dato all'educazione civile, in cui rientrano tutti quanti questi argomenti. No, devo dire che la scuola è aperta abbastanza, insomma, alla realtà. E i ragazzi cosa dicono, professore? I ragazzi hanno delle loro... Io almeno trovo che siano dei ragazzi consapevoli, che sono dei ragazzi che hanno nonostante tutto, ripeto, nonostante noi ci formavamo in maniera differente, leggevamo il giornale, adesso c'è una formazione diversa ed è lì che praticamente noi dobbiamo utilizzare
demonizza, noi dobbiamo rafforzare il senso critico dei ragazzi e corazzarli di fronte a quelli che Umberto Eco chiamava gli stregoni della comunicazione. Se tu sei in mano agli stregoni della comunicazione, non hai gli strumenti per difenderti, questi ti fanno credere a qualsiasi cosa. Allora, per esempio, è lì che la scuola ha la sua grande funzione, colmare questo grande Questa vuoto. è lacuna. Questa è la lacuna, perché sarebbe, secondo me, se tutti quanti fossero degli ignorantoni che schiacciano un tasto, sarebbero facilmente controllabili. È lì che non dobbiamo arrivare. Dobbiamo arrivare a una popolazione adulta che sia in grado di capire cos'è la fake news, altrimenti ti propinano di tutto. Paola da Campo San Piero, ciao Paola. Ciao Mirella, buongiorno a te e all'ospite. E devo dire una cosa sulla casa nel bosco, no? Che voglio pesare insomma su questa situazione della casa del bosco. Comunque gli assistenti sociali dei minori fa anche l'adozione internazionale. Non è il caso di A Casa nel Bosco perché i bambini dai genitori. E prova a sentire qualcuno di esperto di adozione internazionale. Adesso mi ricordo quello che avevamo visto in televisione, che a Boschi si andava a prendere questi bambini dopo che era 2 mesi che i genitori era là, come che fa in altri paesi, Brasile, Africa, eccetera, e il governo non voleva dare questi bambini, che a Boschi è senatore, che periodo là, insomma, a prendere questi bambini e aiutare le famiglie italiane che erano là, ecco, e gli italiani che erano là. Prova a chiedere a qualcuno di esperto su questa adozione internazionale. Me l'ho sentito che per 2 anni, dopo non so se è vero, perché per 2 anni si è controllati, tartassati, e ti ringrazio, buona giornata. Grazie Paola, ne abbiamo parlato proprio se ti ricordi, con Raffaella, che ha adottato questi 3 ragazzini, tutti e 3 i fratellini, li ha portati a casa. Pensate che brava questa mamma. È lei che sta cercando di fare questa mostra, La voce di Lisa, che inviteremo anche il professor Corrent il 4 di aprile alla Loggia dei Cavalieri, dove verrà presentata questa mostra di Diversamente Agili e le peripezie che ha passato e i pagamenti che bisogna fare per adottare. E lei, nonostante tutto, li ha portati a casa tutti e 3 i fratellini per non dividerli. Invece di premiarla la stavano massacrando, questa è la verità. Detto questo, andiamo a vedere anche un altro video che sono molto belli, fanno capire tante cose questi video di Vinicio Corrent. Il gorilla e il leone. Si potrebbe andare tutti quanti allo zoo comunale. Vengo anch'io, no tu no, per vedere come stanno le bestie feroci e gridare aiuto, aiuto, è scappato il leone. Allora, allo zoo comunale cercano del personale. Viene assunto un disoccupato e con questa mansione gli dicono: senta, lei sa fare ha, 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 ha. Dice certamente. Allora gli danno un costume da gorilla, perché quello che avevano era appena morto e farne arrivare uno dall'Africa costava troppo. Dice si metta in mezzo alla gabbia e incuta terrore. La cosa funziona finché un giorno entra nella gabbia un leone che comincia a ruggire e il malcapitato grida: help, I need somebody help, not just anybody help, you know I need someone help. A un certo punto il leone si avvicina e gli dice in un orecchio: stai zitto cretino, altrimenti licenziano tutti e 2. In the jungle, oh my the jungle, the lion sleeps tonight. In the jungle, oh my the jungle, the lion sleeps tonight.
professori sono proprio simpatici, stanno sorridendo anche i nostri ragazzi di regia, veramente sono belli, però fanno capire la verità, perché anche questa, cioè non è tanto è ironia, ma è anche la storia vera. Bisogna vedere chi è il leone e chi è il gorilla. E quindi il discorso della fake news che dicevamo prima, no? L'importanza della scuola, non è che sia importante sapere, come diceva appunto, cito ancora Umberto Eco perché è stato veramente illuminante in questo senso, non è importante che tu debba sapere chi sono i Sumeri, eccetera. È importante conoscerli, perché se fra 200 anni ti diranno i Sumeri mangiavano la cioccolata, tu sai che non è vero. E quindi questa è l'importanza della scuola, crearsi una struttura culturale che ti consenta di discernere, no, quali sono le notizie giuste, quali sono le notizie, e vivere, insomma, altrimenti sei in mano a queste multinazionali, a questi che ti fanno schiacciare un bottone e ti dicono sì, no. Questa è la cosa importante, e questa è la culturazione. Ma i ragazzi, io quando vedo anche che protestano, scendono nelle piazze, che sono loro, dopo ognuno fa le proprie riflessioni a casa, però a loro interessa molto l'ambiente, interessa il lavoro, ma non più il lavoro di una volta massacrante. Loro vogliono lavorare, ma vogliono anche vivere. Sono eruditi i nostri giovani, magari non saranno tutti colti, ma eruditi. Sì, cosa ne pensa, professore? Sì, penso che comunque ci sia stata un'evoluzione, insomma, d'altra parte, infatti, anche la stessa famiglia, insomma, voglio dire, danno degli strumenti, si parte già da un altro livello. Giustamente, le generazioni che andavano all'estero, nel dopoguerra, ma anche prima, insomma, lì veramente non avevano grandi soluzioni, avevano solamente da lavorare, e giustamente adesso mandano i figli a studiare, ma è normale che sia così, c'è un'evoluzione, insomma. Credo che sì, infatti quando la gente mi dice ma come sono i ragazzi d'oggi, facendoci una domanda retorica, aspettandosi una risposta negativa, no, dico, in fin dei conti i ragazzi sono sempre meglio, altrimenti se fossero peggio finirebbe la società. Certo. Invece secondo me c'è un sostrato che si portano bene. Certo, vanno indirizzati, vanno guidati, ma questa è la funzione del docente, poi altrimenti non deve essere un ripetitore di cose, di dati, no? Anche perché adesso con questa intelligenza artificiale i dati li abbiamo tutti, no? Il docente è un mediatore, secondo me, deve riuscire a mediare, a trasmettere, ecco, essere un trasmettitore di questo. Poi per esempio il fatto che questi ragazzi, la maggior parte adesso, sono tutti del 2000, se ci pensiamo bene. Quindi per loro il Novecento è quello che per noi era l'Ottocento. E quindi noi abbiamo una grandissima e anche loro responsabilità. Sì, ma anche loro hanno una grandissima opportunità, perché hanno dei docenti che hanno vissuto delle cose che loro non hanno visto. La caduta del muro, la caduta dell'Unione Sovietica, queste cose loro non le hanno vissute. Esatto. E noi le trasmettiamo in prima persona. È una cosa grandissima, secondo me, questa. È una grande possibilità che hanno. Questa è una cosa su cui non riflettiamo, no? Anche noi quando eravamo a scuola i programmi anche di storia arrivavano al massimo alla seconda guerra mondiale, no? Adesso bisogna appunto estenderli più avanti, arrivare appunto al Novecento, capire cosa sono stati gli anni '80, anni di grande boom. Questo lo fa anche la letteratura. Certo, la letteratura riproduce la vita. Eppure quando senti la parola letteratura la abbini sempre alla noia, e siamo sempre là. Allora però se tu hai l'insegnante che sa girartela nella maniera giusta, perché questi ragazzi vanno intrigati, non c'è niente da fare. L'intrigo. Certo che è difficile, per esempio, perché i problemi nostri sono quelli anche di Dante, di Foscolo, sono loro stessi. Certo che è difficile perché avevano una lingua diversa, ma allora sta all'insegnante trasmetterla, io parlo per la mia materia, renderla più masticabile, come si suol dire, e farli capire, insomma. È chiaro che il latino adesso è diventato sempre più difficile, è sempre più lontano, no? Anche per la massiccia presenza di lingue come l'inglese, no? Che sono molto vive. Il latino resta una lingua, diciamo, cronologicamente conclusa, non diciamo morta, che è brutto, non diciamo che ha compiuto il suo percorso. Però non per questo va persa anche la cultura, perché lì insomma c'è tutta la cultura classica, la cultura greca che è stata trasmessa appunto attraverso il latino, e quindi questo è il nostro compito, di trasmettere, di dare. Andiamo a vedere anche questo sfregiato fuori dalla discoteca, andiamo sempre a Padova.
Prima è stato accerchiato e poi colpito con un coccio di una bottiglia di vetro all'occhio, vittima dell'aggressione un 19enne di Pieve di Soligo che domenica, attorno alle 4 di notte, mentre era all'esterno del locale Next in via Montà a Padova, è stato preso di mira da un gruppo di 4 ragazzi di origine nordafricana. Alla risposta del giovane, i 4 hanno assunto un atteggiamento intimidatorio, spingendolo a terra per poi colpirlo violentemente. A finire in manette un 21enne tunisino pregiudicato, residente a Mortise, accusato di aver sferrato il colpo che ha fatto finire la vittima in ospedale per un'operazione d'urgenza, in quanto non vedeva più nulla a causa della profonda ferita all'occhio sinistro. Il gruppetto di malviventi si è subito dileguato a bordo di un'auto inseguita dagli amici della vittima, nel tentativo di raggiungere quantomeno per riprendere la targa. La corsa è terminata in zona Portello, dove gli aggressori, una volta scesi dall'auto, hanno iniziato a lanciare pietre contro i 3 amici, costringendoli alla fuga. I 3 sono quindi tornati nei pressi del locale, dove hanno fornito agli agenti della questura di Padova una descrizione dettagliata dell'auto. I poliziotti sono infatti riusciti a risalire all'abitazione del 21enne in zona Mortise. Il giovane si trovava ancora all'interno della macchina, visibilmente agitato, con ancora il sangue su mani, volto, vestiti e sulla carrozzeria dell'auto. Per questo è stato arrestato con l'accusa di lesioni personali gravi in concorso, aggravate dall'uso di oggetti attioffendere. Il questore di Padova, Marco Dorisio, ha inoltre attivato l'ufficio immigrazione per l'avvio di revoca del permesso di soggiorno. Lui minaccia lei con un coltello. Lui è il figlio, lei la madre. Tutto succede in casa nella nottata e la scena terribile che si sono trovati di fronte i carabinieri in una casa dell'Alto Vicentino. L'allarme è scattato poco prima al 112. La chiamata di soccorso raggiunge i carabinieri della compagnia di Schio. Si attivano i militari della stazione di Malo e quelli del nucleo operativo radiomobile che intervengono tempestivamente, si precipitano sul posto e si trovano appunto di fronte a una situazione di grave pericolo. Il giovane, in evidente stato di alterazione dovuta all'alcol, ha appena minacciato la madre con cui vive, impugnando un coltello a serramanico. I carabinieri agiscono con prontezza e disarmano il giovane, sequestrandogli non solo il coltello usato per la minaccia, ma anche 3 coltelli nascosti nella sua camera. Gli investigatori della stazione di Valli del Pasubio hanno poi acquisito altri elementi, in particolare le registrazioni vocali inviate dal figlio alla madre con esplicite minacce di morte. Per questo i carabinieri hanno arrestato il giovane con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. Il provvedimento è stato eseguito in flagranza differita, strumento fondamentale per il contrasto tempestivo della violenza in famiglia. Il giovane è stato portato alla casa circondariale di Vicenza, arresto convalidato dal giudice delle indagini preliminari che ha disposto la custodia cautelare in carcere. Allora, professore, il nostro nuovo presidente della Regione, Alberto Stefani, ha puntato molto sulla salute mentale, anche su questo disegno di legge psicologo del territorio. Lo trova importante? Beh, penso di sì. Credo che sia una buona opportunità, insomma, di intervenire anche lì. Sì. Va salvaguardata questa. La salute mentale è molto importante. Noi veniamo da una storia appunto, che ha visto appunto, la chiusura di quelli che erano delle sorte di lager, insomma. Però poi questa gente insomma, che ha questi problemi dove va? E quindi credo sia anche fondamentale questa cosa. E poi come dicevamo prima anche il controllo di tutte queste sostanze che si usano. E questo è una roba incredibile. Perché poi non se ne parla tantissimo. Viene fuori ogni tanto, hanno sequestrato, ma io penso che circolino tantissime quintali di queste porcherie, che sarebbe veramente una cosa. Sono degli stati che si reggono su questa produzione e quindi va intensificata. L'età più pericolosa, più critica, diventa fragile, loro lo sanno, perché hanno un nemico fuori all'angolo, in qualsiasi angolo trovano questo nemico, la voglia di provare la compagnia che magari non è quella giusta, basta poco per entrare in un tunnel che poi fai fatica. A scuola se ne parla di droga, di sostanze, oppure un po'... Sì, no, ci sono persone che intervengono, soprattutto sul fumo, su queste cose che... Sì, ci sono abbastanza interventi. Perché anche questa educazione civica. Sì. No, l'educazione civica ha un ottimo spazio all'interno della scuola, devo dire la verità. Vengono anche dall'ULS, degli esperti, parlano, anche contro l'alcolismo, è importante, ogni anno vengono ripetuti perché secondo me
sensibilizzano molto i ragazzi. Non è che forse questi ragazzi, visto anche quello che richiedono, ad esempio i concerti, vuol dire che a loro la musica piace? Sì. Ecco, ognuno ha il proprio tempo, la propria musica, il teatro, io vedo delle scuole dove tantissimi ragazzi, sì. Non è che forse dobbiamo aprire di più, oltre alla scuola, portare fuori questi ragazzi? Abbiamo i teatri meravigliosi, ma sono teatri d'élite, sono sempre chiusi. Ecco, non è che forse, io dico sempre che la bellezza e l'arte salverà il mondo se ce la lasciano, perché se buttano giù tutto, non è che questi ragazzi chissà cosa troveranno anche nell'arte. Però io sono convinta di questo, che bisogna non fare tutto a scuola. La scuola ti deve dare l'indirizzo, per poi ti porto a vedere, ti porto a conoscere. Mi sembra che si faccia poco questo, e giustamente non è solo un compito dell'insegnante, è un compito anche del volontariato, perché abbiamo dei grandi professionisti. Il problema è che non ci danno questi ragazzi, è là il grande problema, che non riusciamo a unire le forze, professor Coren. C'è tanto, effettivamente la scuola ha un'offerta formativa molto ampia, ci sono anche queste cose, però poi in fin dei conti ci sono anche i contenuti anche che comunque vanno svolti in qualche modo, e quindi la scuola effettivamente si è aperta abbastanza rispetto a quella, mi ricordo dove andavamo noi, vedere un film ai nostri tempi era un lusso, che dedicare una lezione a un film, a una rappresentazione teatrale era veramente un lusso. Adesso invece è diventato un po' di norma, insomma, certo che però effettivamente bisogna avere anche il tempo di trasmettere i contenuti, perché la scuola è anche è quello, no, prima ti trasmetto e poi ti porto a vedere. Abbiamo Luciano da Legnago. Ciao Luciano. Pronto? Luciano? Non lo sento io, ragazzi. Niente. Allora andiamo a vedere anche questa canzone, Jesolo. Sì, io l'ho messa appunto, lei mi aveva chiesto di mettere alcune cose, questa che è benaugurante dell'estate, speriamo, insomma, ogni volta arriviamo... Visto che siamo anche in livello, qua ne vedremo Jesolo, è caldo. Jesolo. Sì, questo è un pezzo che risale a... Dove? Ma dai! Siamo dei fiori! Dai che bevo! Se proprio tanto tempo che penso questa volta voglio farlo. Sogno un cade notte sta vacanza che me passa il mal de passa. Se un anno che sparagno, magno poco e metto via tutto il guadagno. Sto agosto no che torno ai murassi, voglio far come si ora sì. Spiagge tropicali, come sui giornali. Sono da mezzo nudo e vessaiudo. Vado ai Caraibi, un godito io l'ho fatto.
Vediamo se da Jesolo riuscimo ad arrivare a Legnago, non so se riuscimo stamattina, che noi altri siamo a posto. Luciano? No, niente, ma non siamo noi, ve lo posso assicurare. Purtroppo delle volte non c'è connessione, non c'è campo perché funziona con gli altri, perciò vuol dire che... Mi senti? Oh, finalmente, perché da Jesolo arrivare a Legnago sta un problema stamattina. Ciao, prego. Pronto? Sì, vai, ti sento Luciano. Ah, adesso mi senti. Bene. Sì. Mirella, scusa, buona giornata a te e l'ospite, simpatico. Sì. Allora, sai Mirella, quello che veramente che tutti i giorni ne parliamo, che la criminalità, la delinquenza, noi specialmente anziani che siamo quasi schiavi, perché ormai veramente è uno schifo. Allora io dico una cosa, questi politici fanno tanta propaganda per un referendum che ha del valore, ma il valore più grande per il popolo italiano, incominciando da noi veneti, è la sicurezza. Allora le galere sono stracolme, gli stranieri si mandano a casa loro, a pedate quelli che sono in galera, e gli italiani in galera chiusi a chiave, perché non si può andare avanti questo passo tutti i giorni, tutte le famiglie siamo stati derubati, dobbiamo stare attenti ad andare fuori da casa perché ci vengono a trovare a mezzogiorno come a mezzanotte, ma che dobbiamo fare? Io ho 83 anni, mi resterà qualche anno da campare, io mi armo, mi prendo il portadarmi e in casa mia chi entra ci sparo addosso, e lo dico pacatamente, perché la politica continua a fare pagliacciate, non è più una politica di 60 anni fa, andava meglio quando si stava peggio, perché certi politici veramente, oggi come oggi, confronto una volta, non sarebbero nemmeno di Porta Borsi, perché tutto il giorno litigano e si odiano, e noi popolo paghiamo le spese. Cara Mirella, anche questa mattina almeno ho detto ciò che penso per il mio popolo veneto e italiano. Buona giornata signori. Ciao caro Luciano, abbiamo sentito le riflessioni di Luciano, mi raccomando non sparare Luciano, fammi un piacere che non passi sto messaggio, per carità, già c'è tanta violenza abbastanza, però certo che la sicurezza uno in casa propria, professore, diventa un problema perché veramente questi ti entrano a tutte le ore mascherati, cioè bisogna anche capire che fin là arriva la pazienza, poi qualcuno la sta anche perdendo. Ecco, la violenza all'interno della scuola, i ragazzi cosa dicono? Capiscono questa violenza oppure loro sono molto ottimisti come io sento, hanno meno paura di quello che invece abbiamo paura noi? Sì, è vero, noi siamo più, anch'io con mio figlio ho sempre da più attento, mille precauzioni. Loro non sentono no, forse un po' anche l'incoscienza dell'età, forse si sentono anche forti. Ma sembra che il mondo sia cambiato, ma secondo me non è cambiato. Questi sono i ragazzi che eravamo noi, magari con altri strumenti, altro modo anche di esprimersi, come ripeto, sono molto eruditi, anche se non sono molto eruditi, però hanno anche una sensibilità che va rispettata. Ecco, io penso che forse ascoltandoli, ieri si parlava con la direttrice del Canova, del Museo Canova, la dottoressa Mascotto, che l'arte e la bellezza salverà il mondo, si diceva, no? Allora l'arte ce l'abbiamo, la bellezza sono i giovani, il problema è iniziare a metterli insieme, qua lo deve fare qualcun altro, lo deve fare la scuola, ma lo deve fare anche la società, che comprende la famiglia e il cittadino. Professore? Le famiglie sono sempre più ormai dilaniate. Dilaniate, ha detto il professore. Sì, effettivamente non c'è più, come dicevamo prima, il momento dove si sta insieme, dove si parla, ma ci sono anche tanti problemi. La famiglia è anche tanto stressata, c'è questa continua corsa intanto ad arrivare, perché effettivamente, diciamo la verità, è una società sempre più narcisistica, dove prevale sempre di più l'individualità, l'individualismo, il voler mettersi in mostra a tutti
i costi. Adesso appunto questi social hanno un po' amplificato secondo me questo fatto, perché prima, non so, per esempio la televisione dava delle corsie preferenziali in certo qual modo, chi riusciva appunto ad emergere andava in televisione. Adesso praticamente è un po' non dico soppiantata, ma i social hanno preso sempre più importanza, e questi social, io insisto su questo fatto qua, amplificano l'ego in qualche modo, perché ognuno si mette appunto in evidenza, eccetera. Quindi ci sono ci sono anche questi problemi economici, perché effettivamente la gente è tanto stressata, corrono tanto, lavorano tanto, effettivamente io mi rendo conto che la vita è sempre più costosa. Io non riesco a capire. Quello è il problema. Questo. E quindi la famiglia, che è un'istituzione tradizionale, risente molto di questo, è colpita da tutte queste cose, secondo me. È inevitabile che ci siano... una cosa che non riesco mai a capire è che nessun economista me l'ha mai spiegato, come mai 50 anni fa, 80 anni fa, quando ero piccolo io, si vedevano uno che riusciva a farsi una casa, con 2 figli, molto spesso le mogli non lavoravano nemmeno, adesso praticamente... Non riesci neanche a pagare un affitto. Abbiamo Vera da Dosson, poi continuiamo, vai Vera! Stamattina con questi centralini, ma sono persone nuove, vediamo se riusciamo a riprendere Vera. Però è anche vero, professore, io ieri raccontavo che sono stata a Padova, dove ho trovato, devo dire la verità, una città devastata dai cantieri enormi. Mamma mia, è vero. Proprio, è vero, una coda interminabile. Poi vicino all'università tutti questi ragazzi ammassati sui marciapiedi, il marciapiede, pensate, molto lungo, stretto, e loro tutti ammassati, tutti vicini, e si potevano stare, ecco, loro cercano di fare gruppo, di stare assieme, perché ho detto, ma come mai sono uno, ma proprio attaccatissimo, ecco, il bisogno della vicinanza, di fare gruppo. Io l'ho notato ieri, penso, ma come? Marciapiede è lunghissimo. Ma è bella questa riflessione, molto interessante. Tutti ammassati, professore, proprio quasi pelle a pelle attaccati, che aspettavano, eppure è il bello lungo, cioè vuol dire questo, a stare assieme, di stare assieme, di toccarsi, di stare assieme. Cosa dice, professore? Ho visto male la riflessione che ho fatto? Un'ottima riflessione, veramente significativa, perché probabilmente anche è una società sempre più, come dicevamo appunto, difficile, violenta, eccetera, forse l'esigenza di aggregarsi per anche istintiva forse, per far fronte appunto a tutti i problemi, un senso di appartenenza, di ritrovarsi, di far forza, insomma. Sì, è una bella osservazione questa, veramente. Senta, professore, ormai il tempo è terminato. Come ci saluta, cosa vuole dire? Ecco, con quale messaggio? Ecco. Un messaggio naturalmente di speranza, Quello non deve mai mancare. Di positività e di fare dell'ironia, io l'ho imparato da mia mamma, che è stata una donna che nella vita ha lottato tantissimo. Ecco, e sempre lei, quando arrivava a casa, magari una serata, una giornata andata male, la mattina dopo tu la vedevi sempre positiva, perché sperava sempre in qualcosa di buono. Allora la mamma ha qualcosa di buono ha portato, perché lui è positivo. Ma, sicuramente, ecco, questo l'ho imparato, è stata la cosa più bella che ho imparato. Si emoziona parlando della mamma. La mamma è la mamma. Sa, professore, che ho fatto un test ai ragazzi, lo racconto spesso in televisione, anche a ragazzi di 2 istituti diversi, in tempi diversi. Ho detto le 3 cose essenziali per loro nella vita. Cosa è essenziale per loro nella vita? Primo posto hanno messo la famiglia, secondo posto hanno messo la scuola e al terzo posto hanno messo l'amicizia. Allora forse se ascoltiamo di più questi ragazzi, forse anche loro hanno qualcosa da dire. Ecco, quale messaggio vuole dare a quei nonni, a quei genitori che la stanno ascoltando? Direi insomma di aver fiducia in questi ragazzi, dare fiducia a questi ragazzi e che sicuramente prenderanno il loro esempio, perché è inevitabile, è una trasmissione di valori. Alle volte sembra che non sia così, ma in realtà guardate che questi ragazzi sanno cogliere il meglio di quello che gli avete dato voi. Alla fine anche dopo anni loro terranno sempre con sé il vostro insegnamento, e quindi state tranquilli e continuate a dare il vostro esempio ai ragazzi. Perché la scuola può fare molto, però tutti assieme dobbiamo fare la squadra, vero, professore? Assolutamente.
partendo dalla famiglia, che quindi che per quanto dilaniata, però vedo che c'è anche di questi genitori che alle volte sono separati, hanno sempre un grande attaccamento ai loro figli. E questa è una cosa importantissima. Grazie veramente al professor Vinicio Corrent, docente e showman che abbiamo visto, veramente grande. Grazie per questi anche spiazzi belli, aperti, Jesolo, la natura. Non ha fatto le riprese su stanze piccole e chiuse, ma spazi immensi dove noi abbiamo respirato l'allegria e l'ironia. Grazie pubblicità. Grazie a voi. E vi presento altri due graditissimi ospiti. Abbiamo in presenza Renzo Cararetto, sindaco di Casier, e Claudio Marian, sindaco di Noventa di Piave. Grazie a questi due sindaci. Sapete che a Mirella piace molto avere i sindaci. Prima abbiamo avuto anche il sindaco Leri Pizzol di Sarmede, e tutti i giorni, perché sono gli unici che ascoltano, che danno risposte al territorio in base anche alle possibilità che hanno, però sono l'unica porta che si apre al momento per capire che c'è un momento anche molto particolare, difficile per le famiglie. Prima si parlava col professor Corrent, che è un docente, ecco, di questo problema che hanno all'interno delle scuole con questi ragazzi sopra le righe, che sono pochi rispetto a quelli bravi, che però hanno la visibilità e veramente pensano di essere i padroni del mondo, impaurendo i diversamente giovani, impaurendo quei ragazzi che non hanno più coraggio di uscire perché hanno paura di incontrarli. E forse questo è un ruolo molto importante anche dell'amministratore, di dare sicurezza. Allora partiamo dal sindaco di Noventa di Piave. Allora, sindaco Mario, cosa dice? È possibile che non riusciamo a fermare questi ragazzi, pochi rispetto a quelli bravi che si comportano bene, anche con degli strumenti che abbiamo, con l'aiuto del mondo del volontariato, perché sennò non ne veniamo mica fuori. Prego, sindaco. Beh sì, intanto buongiorno a tutti e grazie per l'invito. Assolutamente sì, sono pienamente d'accordo con quello che dici tu, e le difficoltà nostre, il mio comune ha 7.000 abitanti, è un comune piccolino e quindi si riesce ancora a conoscerci tutti, e quindi diciamo che queste situazioni a volte isolate ma molto pesanti e anche negative, riusciamo con l'aiuto della rete dell'associazionismo e del volontariato anche a tenerli sotto controllo. Ultimamente non ti nascondo che anche a Noventa di Piave ogni tanto abbiamo bisogno della collaborazione delle forze appunto dei carabinieri, dei vigili e dei nostri vigili, perché diventano anche abbastanza aggressivi. E lì la problematica secondo me più grossa è che anche quando convochiamo, che mi è successo, i genitori in comune, la ragione è sempre del figlio. In questo caso ma sicuramente è stato provocato, o sicuramente c'è qualche altro tipo di problematica, e quindi secondo me se non parte già dall'educazione a casa e se non parte anche dall'educazione scolastica, secondo me dopo faremo fatica ancora di più a mitigare queste problematiche. E quindi io dico che come sindaci dovremmo fare magari qualcosa anche, e noi lo stiamo facendo fuori orario scolastico, degli incontri serali sia per i genitori che anche per i ragazzi. Io penso che dovremmo condivido in pieno questo lavorare sulla famiglia, non c'è niente, bisogna lavorare sulla famiglia, non dividere, ecco, ma lavorare sulla famiglia. Sindaco Cararetto, lei che è anche molto dritto, molto esplicito, mi è piaciuta molto ad esempio le elezioni all'interno della palestra, ad esempio, avevo altri sindaci che hanno condiviso, qualcuno ha detto ma è difficile, non sono attrezzate, invece se si vuole potere e volere, ho detto io. Allora intanto complimenti perché è stata un'ottima idea, i ragazzi già ne fanno poca a mio avviso di scuola, forse farne di più e continuare non è male, visto che abbiamo degli spazi che si possono usufruire. Prego, com'è andata, sindaco? Grazie, buongiorno a tutti e buongiorno a te anche per l'invito, saluto il collega. Bene. E naturalmente su quello che dicevi, giustamente quando ci si impegna, e io credo è la vera dimostrazione che quando nel territorio si mette in atto delle richieste si vede di portarle a compimento, e credo che è una delle risposte più sincere che un sindaco può dare alla cittadinanza, quello di fare le cose
non per partito preso, ma le cose giuste per il territorio, per i propri cittadini, per qualsiasi colore politico ci sia. E quello era un impegno che mi avevo preso e sono riuscito a portarlo a compimento. Dunque questo dovrebbe essere, riferendoci a quello che si diceva prima, quel risultato che tutti insieme facendo squadra dobbiamo portarlo, cioè bisogna, giustamente come diceva il collega, partire dalla famiglia nei confronti di giovani, perché secondo me, ma credo che secondo anche i colleghi, ci siamo un po' persi, non abbiamo conoscenza di ognuno qual è il proprio ruolo, perché è molto semplice scaricare la colpa agli altri, ok? Io non ho mai visto, perché ho una certa età, provengo insomma da una famiglia che c'erano certe regole e lì con l'occhio del genitore si capiva già come ci si doveva comportare e dove era il limite dell'orario anche di rientro a casa. Io non posso pensare, che mi è successo, di accompagnare a casa un minore e i genitori non sapevano che era fuori. Allora diamoci delle regole, cominciamo a darci delle colpe e poi sappiamo che l'appoggio è di tutti sicuramente, partendo dalla famiglia, poi c'è la scuola, c'è lo sport. Lo sport è probabilmente un valore aggiunto per l'insegnamento del comportamento della persona e per dargli certe regole. Poi c'è naturalmente le amministrazioni, tutte le forze dell'ordine e io dico sempre, qualsiasi problema che c'è, anche attraverso i giovani, che io insomma fortunatamente avendo una certa età vado molto d'accordo con tutti i giovani e mi sento un po' parte insomma così attiva con loro, di raccontarci subito, di chiederci subito, di affrontarci subito il problema nella metterlo in atto. Perché se facciamo un po' questa condivisione... Sindaco, devo correre perché il tempo è tiranno. Certo. Ma se lei si ricorda, quando abbiamo fatto quell'importante riunione all'Ippodromo, dove c'era anche lei con tantissimi sindaci, l'obiettivo era quello di fare squadra. Cioè se io non ho una cosa, ad esempio ho avuto il sindaco, l'ex sindaco di San Fior che dice io non ho una palestra, si ricorda che l'ha anche detto a quella riunione, io non ho una palestra, e allora come faccio? Non è che forse dovete unire le forze, questo l'importanza ad esempio dell'unione, della fusione dei comuni, di lavorare assieme, mettere assieme per avere più forze. Sindaco Mario cosa dice? Perché qua bisognerà pur fare squadra in qualche maniera, perché cominciamo sempre a dividere i campanili, tutte queste storie che non riusciamo a levarci di torno, specialmente qui al nord, perché sarà il profondo sud, ma che sia anche il profondo nord, ecco, bisogna anche dirlo. Non si va da nessuna parte, che le risorse che avete sono poche. Prego, sindaco. Beh, anche su questo sono d'accordo. È più facile a dirsi a volte che a farsi, perché ci sono le conferenze dei sindaci, che è uno strumento che secondo me deve essere anche utilizzato pragmaticamente, non solo teoricamente, e ha fatto l'esempio anche della palestra prima. Magari io come comune sono dotato di altri servizi, tu di altri, li mettiamo assieme e diamo tutti una risposta. Tanto il territorio, io parlo ad esempio del mio, io sono attaccato, sono a 5 km da San Donà, sono attaccato a Fossalta, Musile di Piave è vicino, si parlava della città del Piave ancora nei primi anni 2000. Allora, intanto io comincerei a mettere insieme i servizi. Bravissimo. E comincerei a avere una polizia locale magari unica, i regolamenti edilizi, regolamenti anche urbanistici. È inutile che a Noventa devo fare una domanda e a San Donà mi chiedono altre regole o a Musile altre ancora, perché i 4 comuni non sono parlati e magari il confine è attaccato, però ha regole diverse. Comincerei con i servizi. Fusione, secondo me, andiamo tutti abituati, cioè ci deve essere un processo. Un passo alla volta. Sì, e però intanto cominciamo con dei servizi. Allora io so che la domanda che faccio a Noventa è uguale a quella che posso fare a San Donà, a Musile per una pratica edilizia, già è tanta roba. Se domani mattina ho le pattuglie, a Noventa c'è un problema con l'outlet di code, benissimo, poi c'è la fiera di San Donà. Allora ci prestiamo i vigili, come stiamo facendo? Noi stiamo lo facendo. so che collaborate. Lo stiamo facendo. Però lo metterei proprio come cosa fissa da ripetere e dopo anche da riprogrammare anno per anno. Però non è
facilissimo, perché poi ogni sindaco, non so se il collega mi dà ragione su questo, è attaccato sempre nel quotidiano a risolvere i problemi che ogni giorno arrivano in comune, quindi tutti i programmi, ma poi alla volta hai qualcosa che ti porta via, insomma. Allora, io ieri sono stata a Padova, lo raccontavo prima nella prima parte, e ho trovato una Padova devastata dai cantieri, dal tram, dai cantieri enormi, e mi ha dato ragione anche il professor Corrent, dove io non so, per carità, il futuro, la città metropolitana, tutto il rispetto che ho, però vedo città murate, vedo centri storici fragili, delicatissimi, su interventi devastanti. Il problema è che a me sta anche bene, però tu mi devi spiegare quel cantiere, a chi serve, a chi servirà, chi aiuterà i ragazzi, le famiglie, l'industria, il commercio. Io ho visto cantieri vuoti, sì, era una bellissima giornata, perciò non pioveva, perciò penso che gli operai dovrebbero stare al lavoro. È una città veramente che mi ha messo in ginocchio. E però questo professore che conosce Padova, perché insegna, è un docente, mi ha dato ragione. Secondo voi siete sindaci del territorio, servono proprio questi interventi così drastici, così invasivi? Su realtà non siamo l'America. Abbiamo l'Italia, una morfologia siamo una bomboniera di cristallo da tutte le parti, anche se abbiamo queste città metropolitane, ma abbiamo le mura, abbiamo questi centri che sono meravigliosi, piccoli, vie, viette. Secondo voi serve avere un futuro proprio così? È quello che vogliono i nostri giovani? Perché mi sembra che protestino per l'ambiente, non le guerre, ecco, un futuro migliore, un futuro anche che fa respirare. Cararito, servono proprio questi investimenti che non riusciamo poi a capire cosa si fa là, perché lo fai, quali soldi. Io so che il PNRR ha portato tanti soldi, anche se erano destinati al terzo settore, poi sono stati deviati, perché questa è la verità, non è che mi invento niente. Non è che forse anche questo cittadino che si sente frastornato, non riesce più a capire, una popolazione che diventa sempre più anziana? Cararito, cosa facciamo con questi interventi così invasivi? Beh, allora, se noi andiamo a vedere effettivamente quello che viene calato dall'alto anche come disponibilità di risorse, non sempre è quello che il territorio può avere necessità. Dunque si dovrebbe fare il contrario, capire nel territorio cosa c'è bisogno e poi dall'alto decidere, no, di andare ad atterrare, perché questo in Italia è un po' successo sempre da tanti anni, che non si va a sentire effettivamente il territorio cosa ha bisogno, ma si va a decidere cosa è meglio dar come indicazione, perché sbagli, insomma, io per primo, per carità, ma se ne fanno tanti. E poi insomma notiamo, giustamente come dici, che ci sono dei cantieri forse che sarebbe stato bene per il bene di quel territorio che fosse calato qualcosa di diverso, e ci sta, ed è vero. Lì si tratta di capire, insomma, se valeva la pena o non valeva la pena investire in un determinato modo per trovarsi a disagio con tutto il resto perché si pensa solo a quel cantiere, o se era da diversificare per dare più possibilità. Questo ci sta in generale, non è un discorso fatto così, ma è proprio nella realtà. Io nel mio piccolo dico, ho sempre cercato di sto indirizzando quello che effettivamente, anche se si può andare a lungo termine a vedere il servizio che oggi cerchiamo di creare, che ci sia il beneficio proprio dei giovani e degli anziani, che oggi abbiamo la difficoltà di far atterrare quello che nel prossimo futuro sarà l'esigenza primaria. Sindaco, Maria? Beh, non avrei tanto da aggiungere rispetto a quello che ha detto il collega, perché effettivamente a volte dovremmo essere noi a dare delle indicazioni e dopo in base a quello che arrivassero i contributi. Invece hai delle problematiche, a volte anch'io, ripeto, essendo un comune di 7.000 abitanti, a volte devi avere già il progetto pronto, perché altrimenti non prendi quel bando, non prendi l'altro, allora a volte ti trovi anche a fare delle opere che magari non erano primarie, però in quel momento avevi il progetto per prenderti il contributo. Io sto facendo un cantiere in piazza Noventa, proprio oggi parlavo, e i problemi dei cantieri in piazza è che sono monitorati
costantemente. Il problema o anche la cosa positiva naturalmente, e quindi va subito al colpo d'occhio al cittadino. Il cittadino vede quello che funziona e quello che non funziona. Io a volte trovo anche che però qualche impresa a volte ci crea dei problemi, perché hai fatto un esempio tu, c'era una bella giornata però non c'era nessuno in cantiere, perché magari non erano programmati in quel giorno. Cosa succede? Che, ecco, ma l'amministrazione non sta dietro al cantiere. No, non è vero, è che ci sono delle regole sugli appalti e quant'altro che comunque, se quelli sono i giorni pattuiti e quelli sono rispettati, tu non puoi fare niente, tu devi aspettare. Però parliamo di intelligenza artificiale, di una strumentazione, una tecnologia proprio di ultimissima generazione, poi prendi la Nualesi come ieri e ti blocchi per ore perché stanno facendo dei lavori. Ma perché non riusciamo a capire che forse lavorare di notte, come fanno anche in altre realtà, sindaco, perché ne parliamo, non è mica possibile sta storia, continuare a parlare e non risolvere. Ma se può lavorare di notte in certe situazioni, in certe strade veramente che sono molto molto trafficate, pericolose, ma perché ne parliamo e non si agisce? Perché qua progetti, idee, strumenti, ecco, loro sorridono, vedete che stanno sorridendo i miei ospiti. Perché? Sai perché? Ma è possibile che si possa agire invece di lavorare di giorno, lavorare di notte? No, Marian, dopo andiamo da Cararetto. Dai, Marian. Io dico... Vicino a un'autostrada, magari. Vedi, l'opinione pubblica pensa che magari il sindaco a volte non pensa a queste cose e dice, mica neanche a pensare. No, invece non è vero. Allora, a parte i costi, che lavorare di notte costa di più, ma io ho provato anche a farlo in centro quando stavamo asfaltando una strada importante e la notte la gente vuole dormire e allora ti dice che invece dopo, se tu fai i lavori, crei anche dei problemi di quiete pubblica alla notte. Quindi ci sono tante cose che devono essere messe. Ma se lei spiega, sindaco Cararetto, che come si parlava prima col professore che ha avuto ospite un economista, Alessandro Minello, se questo cantiere che io ti apro, invece di durare 15 anni, come ha detto lui che ha il cantiere più da 10 davanti a casa, te lo faccio in 5 anni, però devi avere anche dei problemi, perché così, no? Cioè, io penso che il cittadino capisce anche queste cose. Poi dove vado a fare il cantiere, su quali zone, su quali strade? Perché se ognuno la pensa la propria, non si va da nessuna parte. Qui bisogna risolvere i problemi. Code infernali ieri per arrivare a Padova, ci ho messo 3 ore per arrivare a Padova. Cioè, ma siamo folli, perché non potevo prendere l'autostrada perché dovevo fermarmi in altre zone, perciò dovevo fare quella strada là. Ma è mai possibile? Cararetto, io ti rispondo brevemente. Dai. Il sindaco e l'amministrazione nel convincere i cittadini non ha problemi. È la conferenza dei servizi che non risolve il problema. Eccolo qua. Non l'ho detto io, l'ha detto Cararetto. Non sono io che non... Noi convinciamo i cittadini nel spiegargli esattamente, come hai detto, che se tutta la procedura nel farlo in un modo, nel farla nell'altro, porta solo il beneficio, i cittadini capiscono, non è che poi alla fine prendiamo un sacco di parole come sindaci, ed è vero, però quando si è nel territorio, si spiega, si fa capire, si vede i risultati che si porta a casa, i problemi si risolvono. Ma tu vai nella conferenza dei servizi a dire qual è il beneficio migliore per i cittadini, che ognuno guarda solo e esclusivamente le proprie condizioni che ha a casa rispetto anche a tutte quelle che sono le normative, le sicurezze, poi i sindacati, tutto quello che rientra nel pacchetto per avere certe autorizzazioni, e lì ci perdiamo. Allora ci perdiamo per la anche burocrazia che abbiamo, ci perdiamo. Allora ci perdiamo anche con gli ambiti territoriali? Perché ancora anche questi, da anni ne parliamo, io ho tutti i sindaci quando vengo con le mani nei capelli, perché ancora non si riesce a capire niente. Io me li sono tagliati. Lei se li è tagliati così. E a posto, Maria, anche questi ambiti territoriali che dovrebbero risolvere tanto, ma non si riesce a capire poi quando partiranno, come partiranno. Raccontateci qualcosa, perché è giusto anche fare l'informazione, perché si parla, ma a casa devono anche capire, no? No, e ci sono anche tanti punti di domanda, però effettivamente dobbiamo guardare all'obiettivo da raggiungere poi. Certo.
L'obiettivo è importante secondo me e gli ambiti saranno importanti. Oggi ci sono tante trattative in piedi, io parlo per il mio territorio, devo ringraziare anche pubblicamente il mio assessore Nardese che ci sta mettendo veramente tanto impegno, però come ha detto il collega prima poi ci sono i vari aspetti da mettere in ordine e che tutti abbiano, diciamo, la soddisfazione. Oggi devo dire che secondo me stiamo quasi vedendo la luce, però ci stiamo arrivando, quindi da questo punto di vista qua, se poi che tutti i comuni riescano a dare gli stessi servizi, va a combaciare con quello che dicevamo prima, che effettivamente era quello che volevamo, che allora non è che il comune X riesce a darmi più servizi e l'altro non me li dà, no, con questa cosa andiamo a mettere tutti alla pari anche nei servizi sociali e appunto negli ambiti territoriali. Secondo me è una buona cosa. È una buona cosa, l'importante adesso c'è anche questa svolta in regione, c'è questo nuovo presidente che ho avuto anche ospite, che ha le idee anche molto chiare, punta molto sul sociale, ecco questa proposta di legge che ne parlavo anche ieri con Don David Bertone, il parroco di San Biagio, e questo psicologo di territorio è fondamentale. Abbiamo veramente una società molto in difficoltà, molto in difficoltà, la solitudine regna sovrana, abbiamo aiuto di quel supporto, io dico sempre per fortuna che c'è il mondo del volontariato che veramente vi aiuta anche tantissimo, perché bisogna ammetterlo, che però fa fatica anche a respirare, anche qua tanti balzelli, tanta burocrazia. Ecco, io ieri ero al Banco Solidale ed è da mettersi le mani nei capelli su quello che dobbiamo compilare, perché è fuori di ogni logica e regola. Ecco, anche qua voi ne parlate di queste cose, perché sì, i banchi alimentari, ma se siamo con le spalle al muro perché dobbiamo riempire moduli su moduli, diventa sempre più problematico. Il volontario dice: ma chi me lo fa fare, Mirella? Ma vuoi vedere che per fare la borsa devo fare anche questo corso, ma anche no, alla mia età. Ecco, dobbiamo anche capire chi sei e cosa fai. Ecco, in base a quello che sei e a cosa fai, allora vediamo se devi fare la sicurezza, se devi fare... O sbaglio, Cararetto? Perché qua se no facciamo sempre il solito minestrone, tutti facciamo tutto, voi rimanete con il cerino in mano e anche noi. Prego. Allora, si dice sempre in piazza che senza i volontari faremmo l'80% in meno di quello che va fatto. Ma poi cosa succede? Giriamo le spalle e siamo sommersi da parte burocratica per ottenere di fare qualcosa e fargli fare qualcosa. È tutto vero, da un lato sicurezza, ma oggi abbiamo tutte le modalità per poter attuare un po' più di semplicità per avere una mano. Allora io dico, se come amministrazione ho bisogno dei volontari, ma tu che lo sai non mi permetti perché trovi 3.000 modalità per mettere a disagio, poi è anche vero che rispetto a una volta le pensioni naturalmente si arriva molto più tardi ad esserci, dunque noi già abbiamo perso una parte di buon volontariato giovane, perché si andava in pensione a 50 anni e adesso te va a 70. E dunque già abbiamo perso da questo lato. Poi finiamocela e smettiamola di dirci che questo non si può, quello non si può e quell'altro non si può, quando sappiamo benissimo che si potrebbe fare. Insomma, qualsiasi cosa è di intralcio per il beneficio dei cittadini. Anche no. Se un sindaco è responsabile del suo territorio, sa cosa vuol fare, sa cosa deve fare e sa anche in sicurezza cosa potrebbe trovare e dare, e dunque diamo più mandato ai sindaci. Io dico sempre, un sindaco deve assumersi la responsabilità, se no sta a casa, ma nel momento in cui ha la responsabilità deve anche decidere. E agire soprattutto. Soprattutto. Che conta Maria, intanto spieghiamo che sindaci sono, per chi non li conosce, ma penso che li conosciate, perché sono centrodestra, sbaglio? No, io sono appoggiato, no, devo dire la verità, se no te ne creiamo problemi, io sono appoggiato dal PD all'interno della mia lista. Ma c'è anche qualcosa, civico comunque. Sì, ecco, però all'interno anche il PD. Ecco, avete capito? C'è un po' dappertutto, perché si deve fare squadra, questo è quello che noi dobbiamo capire. Dobbiamo fare squadra, come ha detto il presidente Alberto Stefani all'apertura del suo mandato. Non voglio polemiche, voglio lavorare,
fare una squadra e capire il bene della comunità. Questo è il segreto. E inutile che continuiamo a dire ma centrodestra, centrosinistra, civica. No, io faccio quello che faccio per il bene della comunità. Tanto è vero che se il sindaco semina bene è rieletto. Questa è la verità, perché si guarda la figura, si guarda quello che ha fatto e perciò semini male ti mandano a casa. Non c'è verso, e questa funziona così, Calaretto. Amministrativamente parlando, se noi vediamo che nei territori va bene è perché vedono la figura della persona, non la figura tante volte dell'indicazione del colore. No, infatti. Ma io sono un esempio, perché pur essendo tra virgolette appunto sindaco di centrosinistra avevo un problema di nomadismo, lo abbiamo risolto con delle ordinanze perentorie. Ma i cittadini ma pensai che fosse il sindaco di sinistra, ma cosa vuol dire che sinistra ossa i problemi? Io faccio una battuta, io che sono di centrodestra, naturalmente non ti preoccupare, le brave persone di sinistra vanno bene. Però io quando questi sindaci, anche di realtà diverse, uno del PD, uno della Lega, di Fratelli, vanno sempre d'accordo, cioè la politica non entra qua sul dentro. Territorio sì, esatto. Ma asfaltare una strada è di destra o di sinistra? Non è il problema, il cittadino a casa capisce questo, che è importante veramente l'agire del sindaco. Guarda, io tornando a prima, la convenzione con un comune adiacente, anzi due, uno di sinistra della polizia municipale. Abbiamo la convenzione insieme, adesso stiamo mettendo in atto la protezione civile insieme. E io ho anche convocato questi adiacenti sindaci, colleghi, dicendo facciamo un'unione, una fusione, perché nel futuro, prima di fine mandato, vorrei far capire ai cittadini, scelgono loro, ma devono deciderci. I benefici. Ma devono essere loro responsabili a dire: se penso a questo, un domani sono tranquillo sui servizi, altrimenti nel piccolo non so se ce la facciamo. Adriano da Campalto, vai Adriano. Intanto buongiorno a lei. Buongiorno. E buongiorno anche ai due signori. Allora voglio dire una cosa, no? Che dovrebbe, soprattutto a Roma, o ai centri regionali o provinciali o comunali, capire che sono fortunati di avere queste persone che stanno dando una mano, perché senza queste persone del sociale che aiutano le persone e le fasce più deboli, queste persone qui se le troverebbero tutti quanti a Roma. Quindi dovrebbero, la politica stessa, voglio dire, del comune, dove di cacchio dov'è, insomma, alla fine dovrebbe soprattutto capire che ci sono queste persone, dovremmo pagare meno tasse, perché per fortuna questo sociale aiuta anche Roma a non tirare fuori molti soldini, va bene? Quindi penso che è ora di finirla, che a Roma non capiscono che se sparisce il sociale non sono tanto da dire, quindi voglio dire, è vergognoso. Dovrebbero avere più rispetto nei vostri confronti di noi cittadini, che per fortuna abbiamo 70 anni, però siamo sempre pronti a dare una mano, perché è un fattore educazione che ci è stato insegnato a aiutare il prossimo. Però qui alla fine mi vedo che sinceramente noi non siamo aiutati, quindi dovrebbero avere più rispetto di noi nel sociale, insomma, ecco. Grazie, arrivederci a tutti. Grazie. Sindaco, no il cellulare, No, in che senso? Intanto che c'è la trasmissione. Bene, allora Mario, cosa diciamo a questo? Ha ragione, però abbiamo detto anche prima, il mondo del volontariato è fondamentale. Io ovviamente in Piave senza volontariato farei penso meno del 50% di quello che faccio, devo dire la verità. Se poi ci ricordiamo il periodo Covid, la gente che andava a portare i pranzi alle persone, io lo facevo col volontariato, facevamo delle riunioni di volontariato con 40-50 persone in comune,
disposte a dare una mano e quindi questo ha pienamente ragione. A volte dovrebbero anche confrontarsi col territorio prima di fare qualche legge, perché parlavamo prima, queste associazioni secondo me negli ultimi 2 anni, 3 anni sono state abbastanza massacrate. Di burocrazia, cioè se mezzi li abbiamo paghiamo persi. per fare i volontari, non so. 1, esatto. 2, a volte ti trovi anche tu sindaco che adesso tipo devo organizzare, metti una festa importante e a volte le associazioni ti dicono no, perché se devo darti una mano devo mettere in campo tanto in quella burocrazia che è meglio di no. Sono perfettamente d'accordo. Però Maria, che avrebbe mai pensato 90 in Europa ormai? Perché veramente avete fatto una cosa veramente con questo outlet incredibile, a parte i posti del lavoro, ma anche l'affluenza che avete, perché funziona tutto. Io ho un amico che ha gli alberghi e mi rende che ne avessi 5 riempiria tutti i 5. Allora bisogna capire che non è tanto vero che non c'è la domanda, bisogna vedere che offerta mi fai, dove ti trovi, come arrivo, tante cose messe assieme. Cioè qui dobbiamo dire che gli amministratori sono stati lungimiranti perché avete creato anche le infrastrutture per arrivarci, cioè è inutile che ce la giochiamo e ce la giriamo, la volontà per carità, non so da dove siano arrivati i soldi, però si arriva facilmente e si ha di ottimi servizi, almeno così mi dicono gli addetti ai lavori che sempre piangono e non ho personale e non ho lavoro va a 90 tutto. Cioè, cosa è successo, sindaco? Ma molto semplicemente secondo me è una continuità di amministrazione, perché io sono il terzo sindaco della stessa di Progetto per 90, che era la lista civica, quindi da Merli che ha portato l'outlet, dal dottor Merli che ha portato contro la Zaccariotto, quella volta lì in provincia, mi ricordo benissimo le battaglie che comunque il comune è andato avanti per la sua strada. È vero che l'outlet porta anche di disagi perché code e quant'altro, però stiamo parlando di 1500 dipendenti. Sentite stiamo i numeri. parlando di entrate molto importanti di IMU e di Tari che entrano nel comune, più tutti i contributi che ci hanno dato per fare la rassegna teatrale, progetti per disabili e quant'altro. Abbiamo 170.000 presenze alberghiere post-Covid. Prima del Covid ne facevamo 200.000 presenze alberghiere. Sentite? Ho messo la tassa di soggiorno, mi cuba 27.000 euro al mese di tassa di soggiorno per un comune di 7.000 abitanti. È tanta roba dal mio punto di vista. Abbiamo una zona industriale, che è la più grossa del Veneto orientale, perché la zona industriale di 90 di Piave è quella con più aziende e anche con più dipendenti e anche con più PIL, Questo perché? Perché siamo però anche in una posizione strategica. Esatto. Perché nel ex corridoio 5, Lisbona-Kiev, e noi siamo proprio lì. Però, come hai detto tu Mirella, se tu esci dall'autostrada, 11 milioni di uscite dal casello, e ti trovi 4-5 strutture alberghiere di bella fattezza, quindi di 4 stelle, sei anche attrezzato. Adesso noi abbiamo fatto anche tutte le colonnine elettriche, abbiamo cercato, e quindi questo cos'è che porta? Aiuto. Questo vuol dire investimento nel territorio. Però secondo me è dato dalla continuità. E i negozi di vicinato? Adesso perché io so, adesso sentiamo cosa mi dice il sindaco, come la mettiamo con i negozi di vicinato? Fammi la domanda, in che senso? Avendo questo outlet molto vicino? Ah no, ma guarda, devo dirti, ha appena aperto da 3 anni da noi una ragazza con un negozio di abbigliamento in centro. Ascoltate. E sta lavorando benissimo, è un'imprenditrice, ma sta lavorando, non dico anche di indotto perché lei è molto brava, ma si è informata, quindi fa un'offerta diversa. Però quando io ho 5 milioni di visitatori che vengono a 90 e magari un 10-15% riesco a portarli in piazza, queste sono persone che non sarebbero venute. Ecco la piazza. E la piazza lavora, ecco qua. Io su 90 metri lineari di strada, che è via Piave, che è quella che dà nell'arco arginale, ho 9 attività di somministrazione di bevande, 9 su 90 metri, e lavorano tutte. Allora, sindaco, cosa dice lei? L'importanza di investire nel territorio con idee chiare, utili per la comunità, socializzare
Ecco, bisogna essere anche intraprendenti, bisogna capire dove vuoi fare l'investimento, è un mosaico secondo me che un po' alla volta deve essere sistemato con competenza nella maniera giusta. Prego, Cararetto. Certo che il pensiero deve essere coerente e l'investimento naturalmente è quello che oggi potrebbe in qualche modo essere non accettato da tutti e si sa che si va incontro a questo perché costruire un ipermercato, costruire un centro commerciale oggi ti trovi i cittadini con il cartellone con su scritto davanti al comune che non si vorrebbe. Però qualche volta effettivamente vedendo risultati di quello che potrebbe esserci come investimento nel fornire lavoro, nel dare spazio ai giovani, nel dare insomma occupazione anche a tutto l'indotto, bisognerebbe ponderare certe strutture rispetto ad altre. E dunque bisognerebbe avere una visione tutti nel dire se si porta un beneficio che viene e fa ricchezza al proprio territorio, insomma cerchiamo di evitare di caderci sempre nel dire occupazione di suolo, è meglio che ci sia un parco, ma il parco se non abbiamo disponibilità di risorse per tenerlo pulito, cambiare i giochi, mettere attrezzature per tutti quelli che lo frequentano, non ci va più nessuno. E dunque dobbiamo fare delle scelte ben precise. Io coraggio nel mio piccolo ce l'ho per farle, perché dico sempre sono nato nel mio territorio, vorrei rimanerci se ho fortuna e a me basterebbe che quando ho finito il mandato, quando vado in piazza a bere caffè, mi battino sulla spalla e dire ti ricordi Renzo quando te ieri cosa avevamo fatto? Ecco, Nadia da Treviso, vai Nadia. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Bisognerebbe che il nostro sindaco Conte ascoltasse il sindaco di Noventa, non mettere i parcheggi a 2,50 euro alla domenica. Non andrà mai nessuno in centro a Treviso. Grazie, arrivederci e buona giornata. Ecco, questa è una riflessione di una cittadina, sindaco di Noventa, sindaco Mariano. I parcheggi si pagano o sono gratuiti? No, a Noventa sono gratuiti, però non sono paragonabili a Treviso e infatti devo dire anche personalmente Conte anche mi piace, quindi di sicuro non vado contro, però ringrazio la telespettatrice, ma Noventa è una realtà, cioè io dovrei trovare spazio per altri parcheggi, devo dire la verità, e stiamo lavorando anche per questo. In Golena sto cercando di trovare, metterli a pagamento oggi secondo me non avrebbe senso in una comunità come Noventa, perché anche là, quando ho messo la tassa di soggiorno mi hanno riso tutti dietro, Noventa cosa metti a tassa di soggiorno? Mi porta a casa 27.500 euro al mese. Hai capito? Ok, mettere i parcheggi a pagamento magari. Creerei un disagio e basta ai cittadini senza avere delle entrate che mi cambiano, cioè quello che hai detto tu prima. Non si può spremere sempre e non dare, bisogna condividere. E poi certe cose appunto li metti in servizio, tu hai detto giustamente, dobbiamo ponderare il bilancio negativo con quello positivo, cioè mi crea più problemi rispetto a quello che porto? No, secondo me no, in questo caso l'Outlet ha portato più vantaggi. Cos'è la cosa che vi preoccupa di più invece, Cararetto? Ecco, queste guerre, questa sensazione, questi industriali molto preoccupati, ma anche gli artigiani, perché tutta una catena, poi il commerciante lo stesso, perché rincara tutto, affitti cari, energia elettrica non ne parliamo, muoversi diventa veramente costoso. Prego. Allora, la mia preoccupazione oggi, parliamo anche con i miei e con i tecnici stessi, è quella di cercare di capire come seguire le famiglie, perché saranno le prime ad avere questa mancanza di risorse, della continuità dei servizi che loro devono avere oggi, perché sembrerebbe che sia tutto insomma cose non di necessità, ma se vai a fare la spesa è di necessità, se vai a lavorare è di necessità. E sono se devi curarti è di necessità. Soprattutto. E dunque dico, quelle sono le primarie spese che la famiglia deve andare incontro, e se andiamo avanti con le guerre in queste condizioni, io non lo so fra qualche mese come saremmo a livello proprio di tenuta dei conti della famiglia. E dunque per noi che vorremmo sostenerle abbiamo da rivoluzionarci nel capire quale tendenza, se andare incontro alle famiglie e lasciar perdere qualche progetto ambizioso piuttosto, e cercare di far capire far capire che se non riusciamo a fare una pista ciclabile, pazienza,
ma cerchiamo di tenere in piedi il tessuto che oggi può aver bisogno, perché poi ricadiamo su quello che dicevamo inizialmente: succede quello che non dovrebbe succedere, cattiveria, i disagi, perché una persona quando gli manca delle risorse non sai come tenerla. Marianne, allora siamo quasi in chiusura, ha detto una cosa molto importante, dobbiamo vedere le esigenze del territorio, la pista ciclabile anche no, se non serve là, anche perché scusate io le vedo sempre vuote, scusatemi, ma io queste piste ciclabili mi dice tutti in macchina, chi si muove, la pista ciclabile piena ad esempio di bicicletta e corre anche fuori, cioè quei pochi che corre anche fuori, cioè non ho capito bene qual è la visione, perché a sto punto se non riusciamo culturalmente a capire, perché era un'ipotesi la pista, che adesso non sapremo, perché ho un progetto da fare, dopo mi dice ma perché da fare? Che non passa nessuno, no, perché è anche vero, bisogna anche capire com'è la mobilità nostra, perché tutti parlano verde, ok, poi tutti in macchina, 2 gocce di pioggia, ciao bicicletta. Sai cosa vorrei ad arrivare io? Che anche le frazioni possono arrivare in bicicletta come andavamo noi a scuola. Sì, una volta. Marianne, come chiudiamo? Chiudiamo che effettivamente è stato bellissimo anche l'incontro oggi, che abbiamo riflettuto anche tra sindaci di comuni diversi, ma che comunque le problematiche a volte sono anche le stesse. Certo. Io, se mi permetti, inviterei solo domenica chi può venire a vedere la prima tappa dell'Hand Bike che organizziamo a Noventa di Piave, è una tappa internazionale. La vediamo, se riusciamo ragazzi, vediamo dalla regia i nostri bravi registi, se vediamo, partiamo subito, vai. Internazionale, quindi c'è Giro d'Italia. Aspetta che la vediamo. Eccola qua, sì, esatto. Unica tappa veneta, quella del Giro Hand Bike di Noventa di Piave, che non ha deluso le aspettative e offerto spettacoli in una giornata di sport e inclusione. L'evento ha segnato un ritorno atteso dopo 2 anni di assenza dalla regione, offrendo al pubblico emozionanti gare ad alto livello. È una giornata di sport e una giornata anche di sociale. Siamo comune attivo, questo riconoscimento ce l'ha dato la Regione Veneto per tutti gli eventi che facciamo, anche legati appunto al sociale, alla solidarietà, al star bene, al vivere in maniera equilibrata e sana, e questa è una delle manifestazioni che fa parte della giornata della salute che proprio come comune stiamo organizzando da 2 mesi. Corsa su un circuito di circa 5. Bene, l'anno scorso ci hanno dato l'onore di poter essere la prima gara del Giro d'Italia, a carattere internazionale. I punti degli atleti andranno per le Paralimpiadi di Los Angeles del 2026, se non sbaglio, e quindi siamo fieri, invito tutti a venire. Allora io a Fulvio Marotto ho capito cosa sta facendo con la bicicletta, che è senza gambe e senza mani, l'unico al mondo che ha la patente di moto. Ho detto ma cosa devo fare con questa bicicletta? Sta facendo una di quelle, forse vuole venire a Noveta. E con queste parole ringrazio veramente i 2 graziosissimi sindaci, Renzo Cararetto, sindaco di Casier, Claudio Maria, sindaco di Noventa di Piave. Grazie. E andiamo a vedere il vostro assegno a chi è andato. Ciao grande famiglia di Rete Veneta, oggi siamo a Bassano e stiamo suonando il campanello a Rosangela. Abbiamo portato anche la borsa della spesa, cioè veramente siamo senza fondo stamattina che abbiamo rotto il scatolone, ma non importa. Permesso, ciao, vieni. Ciao Rosangela, ciao cara, ciao. Grande. E ora siamo senza fondo stamattina Rosangela, perciò tenga questo senza fondo. Va bene. Permesso, dopo te to la roba. Grazie. Ecco qua, permesso. Eccoci qua. Rosangela fa parte della grande famiglia di Rete Veneta che avevo in coste e a me gacciamà dicendo Mirella non vi affasso più, se passa tanto tempo mi sono ciappata ancora quelle bombe, ho bisogno di aiuto e siccome sei una donna siamo sotto radar, come si fanno aiutare e siamo qua a aiutare Rosangela. E ora spiega un attimo come è questa situazione. Purtroppo mi sono disoccupata, non riesco a andare avanti con quelle spese e tutto perché è un gran problema, mi mancano invalidità al 70% e non mi dà nulla e non faccio, ho anche i denti
che c'hai quei bombe che mi fa male, tutte le notti non dormo, fa male i denti e non ho soldi per andare dal dentista, ecco. Ascolta, ma ti si tornate ai servizi sociali? Spiega bene, perché parte voi altri non dei a domandare aiuto. Sì, sono andata, quando mi sono abitata qua non avevo neanche nulla, non avevo cucina, non avevo niente. Se venivo qua l'assistente sociale Cervellini e ho visto che avevo una tavoletta a campeggio eccetera e mi aveva promesso che mi dava i soldi per trasloco eccetera e non mi era dato niente, mi ha toccato arrangiarmi come macchinetta, portarmi i scatoloni che 2 o 3 robe, le tavoline eccetera, perché io prima ti promette dopo non mi aiuta più. Ma ti va in serio a trovare qualche lavoretto? Sì, ma che e ora mi fa assistenza a un anziano che ti dicevo eccetera, mattina, dopo va il sabato, fare i mestieri eccetera e pian pianetto tiro avanti così, però non sai che no. Cioè se vuoi tutte queste robe qua affitto, no? Brava. Perché il problema è che non è che sia tanti schemi, ma per uno che non viene o che ne ha veramente pochi, diventa tanto, anche a pagare una poeta diventa un problema. Un problema, brava, un problema. Allora, questo è l'assegno della grande famiglia di Rete Veneta, che so che veramente ti serve. Grazie Mirella. Che vai a portare soldi e segni che se va ti ringrazio di cuore anche a tutti quelli di Rete Veneta, grazie. Ascolta Rosangela, cosa vuol dire a non avere niente e trovarsi all'improvviso? Mamma, non mi sembra vero Mirella, non mi sembra vero. Ti passi bene? Grazie, grazie di cuore Mirella, grazie veramente. Questa è la nostra gente veneta che grazie a voi respirano e anche Rosangela farà un Natale, si spera, un po' più sereno, perché qua paga tutto, non so che resterà, ma siamo qua. Ciao! Ciao, grazie di cuore Mirella.